giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi. Abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro, inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto la pazienza di insegnarti l'ABC, quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso. Dammi il tempo necessario per ricordare e se non riesco, non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui appoggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio. Con queste bellissime parole, questa lettera di un padre e figlio che dedico a tutti i papà, perché oggi è la festa del papà, 19 marzo, è la festa degli uomini che sanno cosa vuol dire questo nome importante che molti si dimenticano poi di metterlo in atto, che è il genitore, questo genitore che veramente deve capire, guardare negli occhi il proprio figlio, capire cosa c'è che non va, non è facile, è difficile, riescono a mettersi delle maschere incredibili, non è un disagio semplice da capire. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Ivan Scremin, presidente associazione Il Filo di Simo, che ho piacere di avere ospite questa mattina, che ci racconterà quanto lavoro sta facendo per cercare anche lui magari di trovare una risposta, di condividere il dolore con altri genitori che hanno avuto lo stesso problema, questo suicidio di questi ragazzi che non si riesce ancora a comprendere quanto disagio interno c'è. Come vi ripeto, questa maschera che io vedo che molti hanno, ma soprattutto che fai fatica a entrare su questo ragazzo o ragazza che si chiude a riccio, che fa fatica a esprimere tutto il malessere che prova. E ringrazio anche il professor Cosimo De Filippis, che è collegato con noi, ordinario di audiologia, Dipartimento Neuroscienze all'Università di Padova. Grazie anche a lei, professor De Filippis, di essere qui. Allora, professore, io partirei proprio con lei. Oggi è la festa del papà. Spero che molti ragazzi si ricordino dei loro papà, ma molti anche uomini con famiglie si ricordino di andare nell'RSA a trovare questi nonni, questi papà che forse sono troppo soli, si fa fatica a dimenticare. Sa perché l'ho invitato, professore? Perché forse non sentono, cioè capiscono ma non sentono abbastanza. Allora spero che grazie a lei riescano a capire l'importanza dell'ascolto. Prego, professor De Filippis. Allora, intanto un messaggio per la festa del papà, prima di entrare nel dettaglio della trattazione che è un po' medica, clinica. Penso che di attualità, nel senso che i giorni che viviamo sono, come sempre nelle varie generazioni che sono succedute,
una problematica di comunicazione tra genitori e figli. Mi viene in mente una frase che racchiude quello che è a mio modo di vedere la corretta impostazione da padre in figlio. Il padre non deve preparare il cammino del figlio, ma deve invece preparare il figlio per il cammino della vita. Questa è la formula. Forse oggi nella società convulsa che viviamo, un po' i ruoli non sono rispettati, per cui assistiamo a problematiche che si riflettono sull'educazione e quindi anche sul futuro dei figli. La riconoscenza dei figli nei confronti dei padri dovrebbe essere proprio quella di aver avuto il sostegno fin dai primi attimi di vita di preparazione a un autonomo cammino. Molto chiaro, professore, la ringrazio anche di queste parole. Bisogna insegnare il percorso, bisogna lasciarli sbagliare e se cadono poi cercare anche che da soli si rialzino. Iva Scremì, com'è questa giornata per te? Tu che sai di cosa si parla, la perdita di questo figlio adorato, però ce la stai mettendo tutta per far capire magari anche a altri genitori, altri ragazzi, che bisogna avere il coraggio di dirlo, di parlare, di stare vicini, di condividere questo immenso dolore che c'è all'interno di questi bellissimi ragazzi e ragazze, o anche persone normali. Prego. Allora, oggi è una festa importante per noi papà. È una festa dove i figli tecnicamente dovrebbero rivolgersi ai propri genitori, al proprio papà, fargli i consueti auguri. Io non sono stato molto fortunato perché ho perso un papà che era giovane, aveva 60 anni, mia madre ne aveva 53, quindi capisco forse ancora di più la mancanza di queste figure che sono molto importanti. I ragazzi, io sono convintissimo che i ragazzi, a prescindere, non nascono cattivi. I ragazzi nascono buoni, purtroppo l'ambiente dove arrivano può cambiarli. Sono convinto che nella vita il bicchiere va sempre visto mezzo pieno e non mezzo vuoto. È più facile riempire un bicchiere mezzo pieno che star là a pensare come quello mezzo vuoto potrà cambiare. Credo che i ragazzi abbiano una grandissima potenzialità, di questo sono convintissimo. Io ho la fortuna di frequentare i ragazzi giovani, un po' all'interno della nostra associazione, un po' anche quelli che si affacciano. Purtroppo oggi questi ragazzi vivono una situazione difficile dal punto di vista dell'inadeguatezza. Credo che oggi nella comunità generale ai ragazzi non vengano offerte delle opportunità per valorizzare se stessi. Questi ragazzi che abbiamo entrano in un mondo dove in qualche maniera, per una questione anche di fragilità loro dovuta alle famiglie, cioè io stesso ammetto che ho fatto degli errori in buona fede perché ho cercato sempre di semplificare la vita ai miei figli. A volte noi molto probabilmente nel stesso periodo loro avevamo dei genitori strutturati in maniera diversa. Io sono stato fortunatissimo perché ho avuto dei genitori dal mio punto di vista incredibili, perché mi hanno dato molta fiducia e in qualche maniera dove abbiamo sbagliato mi hanno lasciato forse sbagliare e in qualche maniera senza crearmi in una situazione di difficoltà mi hanno aiutato a riparare a quell'errore. Quindi io credo che i ragazzi hanno diritto di sbagliare, perché sbagliare significa poter migliorare, poter imparare dai propri sbagli, però hanno la necessità di essere anche un po' guidati. Oggi noi che ci confrontiamo con questa situazione difficile di disagio giovanile, noi con l'associazione purtroppo siamo a contatto con molti giovani. Oggi l'associazione conta quasi circa una sessantina di ragazzi, una cinquantina di ragazzi che abbiamo in accoglienza e che stanno facendo le psicoterapie presso la nostra associazione. Una trentina siamo riusciti ad aiutarli a riprendere in mano un po' la propria vita. È chiaro che poi non tutti sono perfetti perché la vita ci porta a volte a fare dei percorsi diversi, basta nascere in un contesto sbagliato e dopo molto probabilmente qualche difficoltà a tornare indietro.
Quello che dobbiamo fare noi, credo, almeno noi come associazione siamo convinti che se diamo la possibilità a questi ragazzi in qualche maniera di ritrovare la propria fantasia, il proprio valore, molto probabilmente potremo raccontare delle storie diverse da quelle di Simo. Noi siamo partiti da là come concetto e per quel poco che possiamo fare, perché siamo una goccia nell'oceano, quindi non siamo nulla, abbiamo pensato, un giorno noi ci siamo riuniti come associazione, ci siamo chiesti cosa effettivamente noi facciamo per i giovani. E ci siamo resi conto che fondamentalmente non facciamo molto per i giovani. Sì, è vero, noi facciamo clinica, facciamo le psicoterapie, li aiutiamo a riprendere in mano la propria vita, ma di concreto non facciamo niente. Quindi abbiamo deciso di intraprendere, con i soldi insomma, che raccogliamo, delle strade diverse, che siano delle strade che gli permettano a loro di mettersi in discussione. Quindi, come dicevo prima, adesso organizzeremo veramente un concerto, una specie di festival itinerante, andremo nei comuni, adesso selezioneremo quali, faremo sì che questi ragazzi su delle storie difficili compongano dei brani musicali, ci sarà delle giurie, verranno fatte delle selezioni, alla fine la finale non sarà una finale dove ci sarà un premio in denaro o un coso, ma sarà un premio di sensibilizzazione, cercheremo di portare questi ragazzi a occuparsi di volontariato. Crediamo che se andiamo a lavorare nella radice, molto probabilmente la pianta si rinforzerà. Sono perfettamente convinta di quello che dice Iva Scremin e complimenti anche per queste idee bellissime. L'importante è fare anche squadra, perché da soli non si va da nessuna parte e questa squadra purtroppo è sempre difficile da mettere in piedi. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti, ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto caramente chi ha perso il figlio così, va bene, che ha un coraggio da matti, con quello che ha patito io, e ancora vivono in cerca di aiutare chi ha bisogno. Non so come che faccia, è un uomo da ammirare, pieno di buona volontà di aiutare gli altri con l'esperienza brutta che ha fatto lui. Bravo, bravo e bravo. E dopo cosa bisogna che vi dica? A cui è la festa del papà. Cari ragazzi, vuoi fargli un regalo al vostro papà? Comportate bene, facete qualche marachea, ma stai sulla strada giusta, andate avanti per una buona strada, ed è il più bel regalo che ti possa fare a un papà. Devi sapere che era un figlio onesto e lavoratore, bravo, dopo con tutte le sorone del suo giocare, del fare. Ma un papà non gli interessa che quando i fiori che ha se sistemai e se onesti, è l'uomo più tranquillo del mondo. Io ho perso mio papà che avevo 46 anni e mi è morto nei bracci. Mi ricordo ancora, ma non adesso, mi ricordo sempre del mio papà. Ed eri molto fiori, e negati da grandi tutti, allora è ora che era a fame, a miseria. Ma voglio dire che un papà fa per 100 fiori, 100 fiori non fa per un papà. Comportate bene, quello che potete, e ti vedrà che il più bel regalo che ti può fare a tuo papà è quello di comportare che io sappia che ti sei un bravo figlio. Che oggi faccio anche gli anni, Mirella. Allora auguri da tutta Sveglia Veneta al nostro Rinaldo, ma da tutta Media Nord-Est. Rinaldo, un caro abbraccio e cari auguri. Ma fatalità, hai visto? Festa del papà, festa di Rinaldo. Grazie Rinaldo per le grazie per le riflessioni che hai fatto. Allora, professore, io invece con lei vorrei parlare di questa giornata che è stata ieri per ricordare questi morti della pandemia. È giusto anche ricordare, queste persone che non ci sono più perché la scienza, la ricerca non erano ancora arrivati. In poco tempo sono riusciti a fare dei miracoli. Cosa ne pensa? Che è giusto ricordare tutti questi morti, queste vittime, anche se abbiamo ancora degli scettici che dicono che non sono morti per colpa del Covid, ma sono morti per colpa dei vaccini, qualcuno. Prego, professore. Ma direi che i morti sono la testimonianza che la pandemia non è stata una boutade, una cosa tirata fuori dai media, non è stata sovrastimata, ma i cortei di bare che anche ieri abbiamo visto in tutte le televisioni che partivano da Bergamo sono una testimonianza di quello
che è stato la terribile vicenda umana, prima che ancora sociale, che il Covid ha portato. Mi corre anche dire che insieme al ricordo delle tante vittime che il Covid ha causato, mi sarebbe piaciuto che non fosse soltanto una giornata dedicata alle vittime, ma anche ai medici che hanno cercato di salvarli, perché medico e persona, medico e paziente sono sullo stesso piano, sempre, in prima linea, nella lotta per la difesa della vita. E non esiste una giornata delle vittime e una giornata dei medici, esiste soltanto la giornata della solidarietà e della messa in campo delle particolari acquisizioni, abilità che il medico ha assunto per metterle al servizio della vita umana. Grazie professore. Adesso però io vorrei anche chiederle un'altra cosa, poi parleremo anche del suo lavoro. Cosa ne pensa di queste aggressioni ai medici, sia all'interno dei pronti soccorsi ma anche negli ambulatori? Cosa sta succedendo, professore? Io ho sentito una certa preoccupazione anche dagli addetti ai lavori. Prego. Penso che questo sia un fenomeno sociale che non riguarda soltanto la categoria dei medici e quindi delle aggressioni ai medici, ma se noi allarghiamo un po' l'orizzonte a quello che succede nella vita, avviene anche nelle scuole. Ci sono studenti che aggrediscono i professori, c'è una mentalità che si va diffondendo non corretta, che pone alla base il non rispetto della persona, il non rispetto dell'altro, non la dedizione verso la figura, in questo caso del medico, come nel caso citato ad esempio dell'insegnante, del professore della scuola, ma è il mancato rispetto dei ruoli. La società che stiamo vivendo non ha trasmesso alle giovani generazioni il rispetto dei ruoli e quindi questo porta all'esasperazione della personalità, all'individualismo esasperato, forse esasperato anche dai social. Ciascuno nei social è padrone, tra virgolette, del mondo, cioè di comunicare indipendentemente dal grado di maturazione acquisita, di studio acquisito. Vale uno. Abbiamo Maria da Verona. Ciao Maria. Ciao Maria, ciao cara. Guarda che ti chiamo spesso. T'ho chiamato anche per sapere se mi danno l'aumento di pensione, ma tu non mi hai mai detto niente. No, ti ho detto che non devi chiamare Sveglia Veneti per l'aumento della pensione, che devi chiamare il CAF, perché io non so se tu hai diritto all'aumento di pensione. Ti ho detto che devi chiamare l'ufficio preposto, non potete pretendere che io vi dia delle informazioni che non sono in grado di dare. Devi chiamare il CAF, Maria. Io ho telefonato perché ho perso con mia sorella col Covid, l'unica che avevo, signora, e mi viene ancora da piangere. Allora volevo capire qualcosa lì dal professore, non lo so, perché mia sorella aveva 2 vaccini e basta. Poi le è venuta una febbre a 40, mi chiama, che stiamo vicini di casa, e mi fa, sai, ho la febbre a 40, mamma mia. Ho chiamato il medico e il medico mi ha detto, boh, non si è neanche accorto lui del Covid, niente. Chiamo il 118
E mi fa: signora, ho detto vado su di qua a salutare mia sorella. No, no, dice, perché hai il Covid, non l'ho più vista, signora. E sono passati 3 anni. E perché Cara è Maria, morta mia sorella? Allora perché? cara Me lo Maria. dice perché? Allora Maria, grazie della chiamata, mi dispiace tantissimo, anche a te un abbraccio carissimo, questa solitudine che non riesco a gestire, professore, tutte le mattine io mi ritrovo a cercare di aiutare queste persone perché la solitudine, questa è la terribile piaga che abbiamo. Abbiamo tante infrastrutture ma sempre poche rispetto a quelle che poi servirebbero. Dove c'è necessità andiamo a fare delle infrastrutture che non gliene può fregare di meno a più di qualcuno, ma soprattutto non c'è il servizio alla persona. Sa cosa ho proposto e lo dirò domani, che ho il direttore generale, il dottor Benazzi, ospite, che farà gli auguri come ogni anno di Pasqua a Sveglia Veneti. Ho proposto di fare una corsia preferenziale dai 80 anni in su in caso di necessità di queste persone di una visita. Ecco, dobbiamo dare la possibilità, come abbiamo fatto per le mamme, per le donne in gravidanza, di non avere queste liste d'attesa pazzesche dagli 80 anni in su. Ecco, ho fatto questa proposta, sembra che sia stata anche accettata da più di qualche medico, di qualche anche eccellenza che ho avuto ospite, perché trovo incredibile sentire dire: ma Mirella, devo morire prima di farmi la visita, ma come faccio a aspettare 8 mesi, 1 anno, 2 anni per una visita a 80 anni, 85, 90? Capisce, professore, che forse che se siamo diventati così bravi, e la lettera è molto significativa che ho letto questa mattina di questo padre e figlio, forse dobbiamo dare più rispetto a queste persone e dare la possibilità di accorciare questi tempi. Cosa ne pensa, professore? Allora, sicuramente la problematica delle liste d'attesa è una problematica direi cruciale per il servizio alla persona, e parlo di tutte le età. Ovviamente esiste nella scala delle priorità una particolare attenzione che deve essere riservata alle fragilità. Prima lei ha citato la donna e il bambino come esempio di fragilità, ma d'accordissimo con lei che gli ultraottantenni sono l'espressione della fragilità umana, nel senso che sono le persone che anche dal punto di vista psicologico hanno dato tanto alla vita, e ora che sono meno forti, non hanno la possibilità di dare, ma hanno tanto bisogno di avere, si trovano a dover fare i conti con una società, con tutte le altre classi di età che hanno una marcia completamente diversa dall'ottantenne. Quindi non soltanto la fragilità clinica dell'ultraottantenne come persona che è in qualche maniera affetta molto spesso da problematiche multidisciplinari, ma anche la particolare psicologia che sta alla base di queste persone. Quindi sicuramente la sua proposta è una proposta che ha necessità di essere seguita. Per quel che riguarda le liste d'attesa, il problema non è soltanto degli ospedali o delle visite specialistiche. La problematica principale è che il cittadino ha necessità di una risposta, e la risposta può essere sicuramente data dalla medicina territoriale, dalla medicina di base. Il medico di famiglia, il medico di base è una persona che può dare le prime risposte,
Ecco che se si riacquisisse quel particolare rapporto tra medico, una volta si chiamava di famiglia, e persona, ecco che ci sarebbe meno l'idea di essere abbandonati. E quindi il ricorso alla specialità, all'ultima ritrovato, è un qualche cosa che è necessario quando è strettamente necessario. Sono d'accordissimo, il problema è proprio che manca questo anello di congiunzione che è il medico di famiglia, purtroppo, perché è inutile, io lo dico sempre professore, siamo più di 7.500 associazioni di volontariato, tutti fanno tutto, ma se non riusciamo ad arrivare alla fragilità che ha bisogno è come non esistessimo. E il problema è che c'è la privacy, non conosciamo i nomi di queste persone. Ecco, io ho la fortuna di avere questa trasmissione dove le posso contattare perché mi lasciano il numero di telefono, perciò riesco in qualche modo a capire qual è il disagio tramite poi i sindaci, perché sono loro responsabili della salute che io chiamo personalmente, e devo dire la verità che veramente accelerano in tutto, però non devo essere io a fare questo aggancio, assolutamente, non sarebbe un compito mio, assolutamente, c'è qualcosa che non funziona. Allora quando viene dimesso dall'ospedale il medico di famiglia, se questa persona è fragile, ha bisogno di aiuto, dovrei fare un collegamento con le associazioni di volontariato che abbiamo nel territorio, se è sola, se ha bisogno di determinate prestazioni, per aiutarla. Questa è la verità e non si fa. Queste persone non hanno nessun numero, non sanno a chi rivolgersi perché funziona così, e la dimostrazione sono telefonate del mattino. Adesso andiamo a vedere invece uno dei primi video che ha portato veramente Scremin, questo papà, per far capire l'importanza di quello che sta facendo. Andiamo col primo video. Allora cosa... When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was
doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Allora, intanto complimenti Ivan per l'impegno che ti stai mettendo assieme a questa squadra meravigliosa di volontari, ma soprattutto per far capire che se qualcuno ha difficoltà ci siete. Il problema è arrivare a capire che c'è questo ascolto, perciò anche a casa, se avete sentito, se avete visto, se avete qualche percezione, chiamate, non costa niente chiamare, cercate di capire che forse basta alle volte anche un ascolto, una telefonata da qualche addetto ai lavori che può anche aiutare a risolvere delle situazioni oppure a cercare di risolverle assieme, perché come ripeto da soli non si fa niente. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti in studio. Allora, innanzitutto esordisco con gli auguri a tutti i papà d'Italia e del mondo e soprattutto al mio. Tanti auguri a mio papà, tanti auguri a tutta quanta la mia famiglia, eccetera. E volevo dire, Mirella, che praticamente io ho fatto parte per tanti anni, anch'io, non so se lo sai, della protezione civile. E poi, sai, col tempo vedi le cose, per quanto mi riguarda ho visto che poi quando mi è successo le cose per conto mio ho visto che sono stati gli unici che, diciamo, si sono interessati nel venirmi incontro, eccetera, ok? Visto che doveva fare qualcun altro, ok, che non faccio nomi, loro hanno fatto qualcosa in più. Io poi, Mirella, mi sono anche tolto perché appunto avevo da pensare anche per le cose mie, dovevo tornare a sistemare le mie situazioni. E vabbè, adesso comunque quando si è sistemata la mia faccenda vorrei partecipare ancora alla protezione civile di Conselve. Questo però in un secondo momento. Intanto voglio che le cose, come tu sai, voglio che vengano sistemate prima, e giustamente devi pensare a te stesso prima per le tue cose, poi viene tutt'altro. Ecco, sperando che poi ritorni tutto alla normalità. Va bene, io ti saluto Mirella, ti auguro una buona giornata a te e a tutti quanti e un in bocca al lupo al tuo ospite. E segui le indicazioni che ti danno, Maurizio, lo sai che ti sto seguendo, ti sono vicina e perciò tu segui le indicazioni che vedrai che ce la faremo a risolvere questo problema che hai, che non è semplice con la burocrazia che c'è. Allora a questo punto noi dobbiamo andare in pubblicità.
oggi è la festa del papà, ma il 1° marzo era la giornata della sensibilizzazione. Allora io ringrazio veramente il professor Cosimo De Filippis, perché adesso vi dirò perché qui questa mattina. Parlo all'orecchio per curare il cervello e prevenire demenza e depressione. Meglio di così questo titolo non poteva esserci questa mattina, che bisogna parlare molto del cervello di qualcuno, specialmente a certi politici, dico io. Ecco, infatti ho avuto il dottor Frezza, professor Cosimo, che ha fatto questa operazione meravigliosa all'orecchio, che ha portato anche gli strumenti, cosa riesce a fare la scienza e la tecnologia. Ho detto che forse se li mandiamo in Parlamento qualcuno non sarebbe mica male, che così sentiranno meglio. Prego professore, grazie per quello che sta facendo anche lei. Prego. Allora, intanto grazie dell'opportunità di parlare delle problematiche che riguardano la persona più che l'orecchio, nel senso che dal titolo che la brava giornalista che mi aveva fatto l'intervista, la dottoressa Zanetti, ha diciamo puntualizzato quello che è il fine ultimo della comunicazione. Il fine ultimo della comunicazione è una persona che parla e un'altra che ascolta. Si parla con la voce, anche con altri mezzi, con la mimica, con l'energia, ma si ascolta attraverso l'orecchio, ma si ascolta con il cervello. E quindi ripristinare quelle che sono queste primordiali e uniche capacità nel mondo animale che all'uomo è stata concessa è sicuramente un ritorno alle origini e uno sfruttamento di quella che è una peculiarità del genere umano. È ovvio che il cervello ha necessità di essere nutrito di suoni, nutrito di parole, perché è soltanto nella pienezza di questa armonia che deriva dall'ambiente che il cervello riesce a vivere compiutamente le proprie capacità cognitive. Che cosa succede nel momento nel quale l'orecchio, che è un organo periferico deputato al trasporto di questa energia sonora, è in qualche maniera deficitario? Il cervello ha un canale di tipo comunicativo essenziale che viene meno. Dobbiamo ricordare che il cervello senza l'orecchio non riesce neanche a esprimere compiutamente la parola. Un bambino che nasce sordo non ha la capacità di parlare perché non ha mai udito. Quindi è al cervello che sono deputate attraverso gli organi periferici delle problematiche importanti. Quindi la cura dell'udito è essenzialmente una problematica non di tipo sensazionalistiche. Ho fatto un intervento che ha messo in grado, ha dato la possibilità alla persona di sentire attraverso una protesi come quella che citava prima a proposito del dottor Frezza, che è una protesi per via ossea, ma là l'udito funziona, è solo deficitario. Gli impianti cocleari, quando completamente l'udito è assente, una sordità profonda, e possiamo riabilitarlo con l'impianto cocleare, ma non è questa la problematica
che aiuta, la problematica che aiuta è essenzialmente quella di capire i termini della questione. Capire i termini della questione vuol dire avere certezza di come funzioniamo e quindi della abitudine all'ascolto. Nell'abitudine all'ascolto, che è quindi quella dell'attenzione nei confronti del prossimo, è ovvio che l'organo periferico dell'udito deficitario ha necessità di essere in qualche maniera sorretto. Quindi abbiamo alcuni aspetti principali. Per chi ha l'udito, quindi è stato beneficiato dalla natura di una corretta capacità, acuità uditiva, che se lo conservi, e quindi la prevenzione. La prevenzione da che cosa? La prevenzione da le problematiche che possono in qualche maniera ostacolare, ridurre questa acuità visiva. Prima di tutto il rumore. Quindi la società moderna, industriale, è produttrice di rumore. L'educazione sanitaria e sociale deve essere volta a proteggersi dal rumore che può essere rumore lavorativo, purtroppo non completamente abolibile, protezione anche del rumore voluttuario, parlo delle discoteche, parlo dell'abitudine a portare sempre le cuffiette e nel tempo libero, lo vediamo soprattutto i giovani a spasso che hanno sempre gli auricolari, e questo è una mancata anche educazione sociale. Perché non vivere il momento nel quale stanno vivendo, e quindi di essere attenti alla comunicazione anche caotica, per esempio, che il traffico o le voci delle persone per strada possono apportare al cervello. Il cervello si nutre, come ho detto, di suoni e di proposte, di idee che vengono attraverso l'orecchio, ma se noi lo mascheriamo... È stimolato, professore, con i suoni che sente, ma quelli veri, non quelli prodotti dalle cuffiette. Dovrebbero proibirle queste cuffiette per la strada. Professore, la interrompo un secondo perché abbiamo una telefonata, se non mi cade la linea. Sì. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Mirella, ciao, e un saluto al professore e anche al papà che è in studio, il quale mi sembra di aver capito, perché mi sono collegato in ritardo, che ha perso un figlio tragicamente, vero? Sì. Ecco, e allora capisco il suo dolore e mi associo, perché sono anch'io papà e capisco che la perdita è stata immane, e gli faccio lo stesso tanti auguri, pensando che noi quando perdiamo un figlio quello che possiamo fare è ricordarlo sempre con affetto, e tutto quello che possiamo fare, insomma, quello che possiamo dare, ecco, per cui lui non è mai morto. E volevo, visto che c'è il professore in studio, fare una considerazione sulle liste di attesa che si parlava prima. Io troverei giusto che nelle liste d'attesa fosse tenuto in conto dell'età del paziente che richiede la prestazione, della gravità del male di cui soffre, e anche del tempo per cui lui sta attendendo. Ecco, questi tre fattori troverei giusto che venissero valutati in modo da dare la precedenza a persone che sono anziane, che hanno una patologia grave,
e che hanno un tempo d'attesa lungo da aspettare. Grazie e vi saluto. Grazie Livio, in effetti è quello che cercheremo anche di fare, di cercare di fare queste corsie preferenziali, perché veramente queste persone, questi diversamente giovani, dobbiamo assolutamente ascoltare. Prego professore. Se posso intervenire. Questa problematica delle priorità, che più volte è stata venuta a galla in questa trasmissione, è già un qualche cosa di normato. Dipende dal medico di base dare le priorità. È lui che stabilisce la priorità, quindi anche la corsia preferenziale per esempio gli ultraottantenni potrebbe essere sicuramente una valutazione soggettiva del medico di famiglia che tenga in considerazione della particolare fragilità e delle problematiche cliniche del soggetto. È ovvio che dal momento che questo magari non è avvenuto, una particolare attenzione a queste problematiche non guasterebbe. Anche perché c'è una legge che prevede che questa visita venga fatta nei tempi stabiliti, qualcuno non lo sa, addirittura sono stati aperti degli sportelli in tutta Italia, iniziando da Bergamo, proprio da un diversamente giovane che si era stancato, e abbiamo capito che forse, se guardiamo bene tra le pieghi, ci aspetterebbe di diritto anche dei tempi veramente che devono essere rispettati. È che non lo sappiamo o non leggiamo abbastanza correttamente quello che si dovrebbe leggere, perché non lo sappiamo e funziona così. Ma se i tempi sono quelli, anzi dovrebbero rimborsare se non vengono aspettati i tempi. Guardate che è una cosa molto seria e ne riparleremo. Allora adesso invece ritorniamo a Ivan Scremia e andiamo a vedere un altro video molto importante. Allora Ivan, riguardando questi video, cosa provi? Oggi, che giornata è per te oggi? Per me è una giornata importante, perché è la festa del papà. Io ho anche un altro figlio, con il quale insomma siamo molto legati. Noi facciamo parte dei sopravvissuti. I sopravvissuti sono coloro che vivono la tragedia della perdita di un figlio, quindi io personalmente, Simone, penso 28 ore al giorno. Gli sono comunque grato perché in qualche modo il suo gesto ci ha dato la possibilità di aiutare tante persone, tanti giovani, che credo che sia uno dei più grossi problemi che oggi andremo ad affrontare. Chi ha la passione per i dati sappia solo che da una ricerca dell'Unicef nel 2020-21 ci sono 88 nel mondo, 88 milioni di giovani dai 9 ai 18 anni maschi che soffrono di disagi giovanili e 77 milioni di donne dai 9 ai 18-19 anni. E questo è un dato terrificante, perché se consideriamo che nel mondo ci sono dei paesi in cui non danno dati, molto probabilmente se andiamo a concentrarli, la realtà è che noi siamo costretti ad affrontare veramente una piaga che diventerà, e non sono io che lo dico, ma la prima causa di morte nel 2030 per quanto riguarda i giovani. Al di là supererà anche quella degli incidenti stradali. E quindi se noi non riusciamo in qualche maniera
a trovare un modo per arginare quello che sta succedendo, rischiamo veramente di trovarci di fronte a un vuoto. In Italia ci sono circa 8.000 suicidi l'anno, in 10 anni sono 80.000 suicidi, quindi vuol dire che una città sparisce, una città di giovani. Noi, ripeto, non siamo niente, siamo convinti comunque che il futuro delle associazioni sarà quello di supportare questa grande macchina che è la sanità, per una questione numerica. Oggi chi si rivolge, che soffre di stati depressivi, ha dei tempi purtroppo di attesa molto lunghi. Noi come famiglia abbiamo cercato di portare all'interno dell'associazione quello che per noi era importante, ed era la velocità nell'avvicinare queste persone che stanno male, la velocità di portare a termine questo percorso e quindi non farlo terminare in 5 incontri, e anche la possibilità di dare a tutti la possibilità di curarsi. Quindi l'associazione interviene dove le persone non possono pagare il contributo dello psicoterapeuta. Una regola che si collega al professore della nostra associazione è quella dell'ascolto. Riteniamo, noi come famiglia abbiamo capito dopo la nostra triste esperienza, dopo questi 3 anni insomma, di percorso, che l'ascolto è una delle cose più importanti. Quello che per esempio posso dire ai genitori è di non stancarsi mai di ascoltare i propri figli che stanno male, che soffrono di stati depressivi, perché io racconto, e l'ho raccontato mercoledì mattina ai giovani, alle scuole, al Mazzotti, la mente è come un pannello elettronico su una casa dove ogni pulsante corrisponde alle emozioni, all'amore, alle amicizie, alle famiglie. Però su questo pannello c'è questo tasto maledetto che quando arriva un fulmine salta e fa tutto buio. Ecco, questo è quello che capita a chi soffre di stati depressivi. Quindi i genitori devono avere la pazienza di stargli vicino anche se diventa difficile, perché si ripete ogni giorno la stessa cosa, perché salvare anche una persona è un risultato molto importante. Allora, siccome Iva Scremini ha accennato alla parola incidenti stradali, andiamo a vedere anche cosa è successo invece a queste mamme, a queste donne che stanno cercando di aiutare altre famiglie, di condividere un dolore che non passerà mai, ma un dolore condiviso è un dolore diverso, e si sono unite. Andiamo a vedere cosa è successo domenica all'ippodromo, ecco, con questa incredibile storia sugli incidenti stradali. Andiamo a sentire. Io innanzitutto vorrei ringraziare Mirella che ci ha dato la possibilità di trovarci come mamme che vivono la stessa esperienza, ma ci ha dato anche la possibilità di conoscere in questo periodo anche altre belle persone di altre associazioni, e questo per noi è stato un arricchimento. E come si dice, l'unione fa la forza, e se siamo in tanti abbiamo più visibilità, quella visibilità che dovremmo avere per portare avanti le nostre cause. Noi, i familiari delle vittime, ci mettiamo la faccia, raccontiamo le nostre storie, proprio perché ad altri non capiti di patire quanto abbiamo patito e continuiamo a patire noi. Purtroppo non è appunto sufficiente che noi raccontiamo questo, perché automaticamente dovrebbe esserci che venga attivata la prevenzione in modo automatico, proprio avendo rispetto del nostro dolore, perché non accadesse mai più. La strage stradale si deve combattere, però con l'impegno di tutti, veramente di tutti. Io continuerò in nome del mio bambino, di Andrea, a combattere per questo. Andrea, 12 anni, vittima della strada, innocente, e per l'irresponsabilità di qualcuno che a forte velocità, dove non poteva andarci, ha fatto un sorpasso azzardato e purtroppo l'ha colpito in modo mortale. E questo per l'irresponsabilità di qualcuno, ma anche per la negligenza di chi non vuol fare delle strade sicure, soprattutto per i più fragili. Buongiorno, mi chiamo Manuela Rossetto e sono la mamma di Melissa. Ho poche parole perché non riesco molto a parlare. Dico solo che quel giorno la prima telefonata che ho ricevuto è stata: ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata. Questa parola mi rimbomba tutti i giorni sulle mie orecchie e vivo così, basta, non ho niente altro da dire, mi dispiace.
Poi sentiremo anche le altre mamme. Voi capite quanto dolore, Iva, ma soprattutto la voglia di aiutare altre realtà, come stai facendo tu. Io sono convinta che forse alle associazioni, abbracciano le associazioni, dovrebbe servire anche questo. Non importa se uno ha un dolore perché il figlio si è suicidato, perché è morto su un incidente stradale o sul lavoro, è sempre morto, non torna più. È questo quello che io cerco di far capire, che il dolore è comune e dobbiamo combatterlo tutti assieme, perché contano i numeri. Ecco, se tu fai dei numeri importanti, forse anche la politica dà risposta, ma se i numeri sono scarsi rispetto a quelli che vogliono loro, non si va da nessuna parte. Cosa vuoi dire a queste mamme, proprio come papà? Perché poi con loro c'erano anche i papà, però queste mamme hanno più coraggio, ecco, molti papà non riescono proprio a parlare, prego. Ma allora, alle mamme, io si sfondano una porta aperta, io sono un profondo sostenitore che purtroppo esistono due dolori diversi. Sono i dolori dei papà che sono profondi, forti. Io parlo con i papà che hanno subito questa tragica tragedia. Il dolore della mamma è diverso, è un dolore viscerale che parte dall'interno. È un dolore che il papà lo subisce 28 ore al giorno in qualche maniera, ma la mamma è una cosa completamente diversa. Noi lo vediamo in associazione, vediamo quando io e mia moglie parliamo con i genitori che hanno subito una tragedia e vediamo che i papà in qualche maniera sono veramente arrabbiati col mondo, poi parlando capiscono insomma che ci sono delle situazioni, le mamme invece creano subito e da subito un rapporto di condivisione e anche di supporto. Capita a mia moglie che quando le mamme si confrontano una supporta l'altra quando soffre e viceversa, quindi è importantissimo il ruolo della mamma come ruolo nella donna. Io ho sempre sostenuto che la donna è fondamentale, un pilastro fondamentale sia nella famiglia ma che nel rapporto di tutto ciò che tu vai a fare, quindi noi crediamo proprio come associazione tantissimo su questo aspetto. Cosa dire? Io rimango sempre dell'idea, purtroppo, insomma ormai tu mi conosci, sono dell'idea che bisogna andare sempre avanti e cercare di guardare sempre questo maledetto bicchiere mezzo pieno. Noi abbiamo cercato di costruire un'associazione che non si curasse molto da quello che ci veniva dato da parte dell'USL, eccetera, eccetera, perché riteniamo che viviamo in una società dove ci sono dei tasselli difficili da comprendere e quindi se ci distraiamo a sperare che dall'altra parte venga qualcosa di importante perdiamo molto tempo. Questo percorso ci ha permesso che insomma noi in 3 anni scarsi siamo orgogliosi perché siamo riusciti a fare quasi 900 psicoterapie e per noi questo è dare quasi un senso al gesto che Simone ha fatto. Abbiamo letto il gesto di Simone come la possibilità di una seconda opportunità che venga data, lavoriamo su quello, siamo convinti che se tutti insieme si riesce ognuno per le sue competenze a colmare questi vuoti, sicuramente riusciremo a fare del bene. È vero. Aveva pienamente ragione purtroppo la prima mamma quando diceva che questo ragazzo di 12 anni è morto per colpa di una disattenzione ma anche di strutture non corrette per la tutela delle persone fragili. Il problema sta in questo, purtroppo noi viviamo in una società dove esistono delle leggi ma non vengono applicate e quindi oggi uccidere un ragazzo di 12 anni a fine molto probabilmente non che sarà neanche una gran pena, credo. Neanche un giorno di carcere. Ecco, esatto, e quindi è su questo che credo bisogna riflettere. Poi, ripeto, il nostro ruolo di associazioni è quello di portare avanti dei progetti, di cercare, noi ci occupiamo dei giovani, il 25 aprile parte un laboratorio per le famiglie per riuscire a convivere con chi soffre di stati depressivi, a fine aprile ne partirà un altro laboratorio dove ci occuperemo di aiutare i sopravvissuti, perché i sopravvissuti purtroppo fino a 8-9 anni fa si pensava fossero una decina, oggi invece ci siamo resi conto che sono un centinaio e sono quelli a più alto rischio di suicidio. E se riusciamo in qualche maniera a lavorare su questo ritorniamo a monte e crediamo che piano piano tutti insieme riusciremo insomma in qualche maniera, non dico a risolvere il problema, ma a renderlo un po' meno triste. Ti ringrazio per queste parole, spero di averti anche con noi, come noi saremo con te. Grazie. Ecco, in questi importanti eventi che farai, perché come ripeto il dolore è comune, è sempre quello, non c'è niente da fare, il dolore è dolore.
e non ce n'è per nessuno. Allora guardiamo un altro video che ha portato Ivan Scremin e poi salutiamo anche il professore De Filippis. Oddio Fioi, grazie mille, ho super apprezzato. Appena si risolverà tutto questo caos qui, sono sicuro che faremo davvero una gran festa in generale. Allora, professor Cosimo De Filippis, come ci saluta, cosa vuole dire oggi a questi papà? Ecco, a questi papà che hanno anche dei problemi magari con i figli, anche di udito, perché guardate che non è sempre facile gestire, anche se abbiamo un'ottima sanità come qualcuno dice, però ci sono situazioni alle famiglie che da soli non riescono a gestire. Noi cercheremo invece, grazie anche a Ivan Scremin e a tutte le associazioni di volontariato, di riuscire invece a dare quelle risposte, almeno quello che possiamo fare per riuscire ad alleviare queste sofferenze anche psicologiche. Prego. Innanzitutto un messaggio di fiducia, nel senso che soprattutto nel Veneto la sanità è realmente, con tutte le problematiche che poi ciascuno di noi affronta giornalmente, è comunque all'avanguardia. La sanità veneta è una sanità che parla al cittadino. I canali, per esempio, di telemedicina che erano stati avviati durante il Covid, poi in qualche maniera sono andati in dimenticatoio, però potrebbero essere anche una soluzione per casi particolari che necessitano di avere un colloquio anche di tipo specialistico e comunque di verificare se vi sono problematiche di maggiore o minore urgenza e quindi non far sentire il cittadino da solo. Ecco, questo è importante. Devo chiudere, professore, perché ho già forato. Comunque il messaggio che ha dato è fondamentale, l'ascolto, ecco, la vicinanza. Affidatevi a queste persone che cercheranno di aiutarvi, perché l'ascolto è fondamentale. Non c'è nessuna medicina migliore dell'ascolto, anche per la depressione, che è una delle peggiori malattie che uno si possa avere, perché molti si possono curare, la depressione va soprattutto ascoltata. Grazie veramente al professor Cosimo De Filippis, ordinario di audiologia, Dipartimento Neuroscienze dell'Università di Padova. Grazie veramente, professore, di essere stato con noi. Auguri a lei e a tutta la squadra meravigliosa di cui lei fa parte. Grazie. Ivan Scremin, come ci saluti velocissimo? Saluto facendo gli auguri a tutti i papà e riprendo quello che ha detto il professore. Dobbiamo avere fiducia, perché avendo fiducia si può andare avanti, se non abbiamo fiducia non abbiamo prospettive. Grazie anche a Ivan Scremin. Pubblicità.
abbiamo altri due ospiti importantissimi, anzi tre. Abbiamo in presenza Paola Bergo, presidente ACAT Mestre, Associazione Club Alcologici Territoriali, assieme a Gianpietro Cecchetti, familiare ACAT Mestre. Grazie di essere qui, un tema molto importante, scottante, delicato. Sapete quanto mi stanno a cuore questi temi, questo ascolto che dobbiamo fare a queste persone competenti, e saluto anche Claudia De Marco, Presidente Federconsumatori di Treviso. Grazie a lei Presidente di essere qui con noi, speriamo che questa mattina, che è anche la festa del papà, ancora auguri a tutti i papà, e ricordatevi a quei figli che hanno il papà nelle RSA di andarli a trovare oggi, o anche se sono a casa andateli a trovare, ritagliate quel pezzetto di tempo per dare un abbraccio. Questo ve lo dico io perché c'è una solitudine che voi non immaginate, basta sentire telefonate anche di questa mattina. Allora, Presidente Bergo, cosa ci racconta di questa associazione e di quello che fate? Prego. Allora, intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, la nostra associazione è presente nella terraferma veneziana dal 1994 e noi operiamo attraverso il sistema dei club. I club sono dei piccoli gruppi di famiglie che noi chiamiamo comunità multifamiliari, composti al massimo da 12 famiglie e il servitore insegnante, che si incontrano settimanalmente per un'ora e mezza circa per condividere un percorso di sobrietà. Quello che è importante nel nostro metodo, che è stato pensato da uno psichiatra croato, Vladimir Udolin, che era coetaneo di Basaglia, diciamo, è importante mettere al centro la persona e non il problema, la persona e la famiglia e non il problema. Perché parliamo di famiglia? Per noi è importantissimo parlare di famiglia, no Gianpietro? Perché la famiglia è dentro il problema, non solo la persona che arriva con un problema alcol correlato o sostanze o azzardo, ma è tutta la famiglia che è coinvolta. Quindi camminare insieme, portare la famiglia al club con i suoi problemi significa aiutare le persone a ricostruire le relazioni all'interno della famiglia prima, però poi anche nella comunità. Quindi nei club entrano persone anche da sole purtroppo, però laddove è possibile con la famiglia, cioè noi non intendiamo famiglia come dire o marito o moglie, qualsiasi sia qualsiasi familiare. Qualsiasi familiare, e quando non c'è un familiare, c'è, se è possibile, c'è un familiare solidale. L'amico, che qualcuno se cerca ce l'ha, se lo trova. Esattamente. Io sono convinta di questo. Vorrei sentire, molto bella come apertura di questa seconda parte, una parte molto delicata per me perché io purtroppo tocco con mano questi problemi che lei dice avendo un banco solidale, dove arrivano anche queste persone. E ho chiesto proprio l'altro giorno alle pari opportunità se ci fanno o ci stanno, perché io essendo l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia che è la provincia e avendo le pari opportunità a 50 metri, le posso assicurare che in 14 anni non ne ho visto una, anche se le ho invitate qua, dove invece dovrebbero anche loro cercare di aiutare queste sofferenze, come lei dice, perché delle volte è una sofferenza dovuta alla solitudine che veramente queste persone sono costrette a vivere perché non hanno risposte. Poi chiederò proprio alla Claudia De Marco di questa situazione incredibile, no? Le famiglie non ce la fanno più neppure con 1.200 euro, 1.400 euro al mese, se hanno figli, ecco, con l'affitto, con le bollette, con tutto quello, e arriva la depressione. E l'alcol delle volte è una risposta alla depressione, non c'è niente da fare, ma soprattutto quell'alcol che fa tantissimo male per quello che costa pochissimo, che riescono in qualche modo anche a farsi regalare, perché questo succede, e non c'è l'ascolto, e per questo l'ho invitata, perché io sono convinta che tutti assieme dovremmo cercare di avere cercare di dare queste risposte a questa solitudine terribile che arriva con la depressione. Ecco, sentiamo anche cosa mi dice Gianpietro Cecchetti. Guardi, io mi sento di dire questo. Uno degli aspetti per noi fondamentali è lavorare insieme agli altri, il lavoro di rete, no?
ma non in senso astratto, in senso teorico. Io quello che ho imparato partecipando agli incontri settimanali di ACAT di cui parlava Paola è proprio che c'è questo bisogno delle persone di autosostenersi. Il pubblico è importante, ma non può arrivare dappertutto e soprattutto non può dare una risposta di continuità che a volte le famiglie, le persone invece hanno come principale esigenza. E quindi noi, lo sottolineiamo sempre, come associazione lavoriamo con le istituzioni sanitarie locali, no? Quindi non ci sostituiamo ad esse, ma capiamo molto bene, e l'esperienza concreta di questi incontri ci insegna, che c'è una necessità delle persone di fare da sole, di accompagnarsi da sole, perché proprio l'esperienza, no, personale, di vita, a cui accennava anche lei, è così forte che a volte va oltre la capacità tecnica di chi ha la competenza solo teorica. Questa è la forza di ACAT, dei nostri incontri e della capacità di svolgere un ruolo all'interno della comunità di riferimento. C'è bisogno però di farci conoscere, di far sapere alle persone che ci sono realtà di questo tipo. Io non la conoscevo, l'ho conosciuta da amico, da familiare solidale, e sono da 12 anni dentro l'organizzazione perché ho proprio toccato con mano che questa realtà produce dei risultati concreti che per le persone sono fondamentali. E ha toccato, e concludo, un tema che per noi è nuovo e fondamentale. Non si parla più solo di alcol, di sostanze, di azzardo. Nella società che viviamo oggi ci sono delle nuove solitudini, chiamiamolo così, che anche se non c'è una dipendenza da qualcosa, un legame critico con qualcosa, portano le persone ad avere un bisogno che altrimenti le porta ad essere ai margini. Ci sono persone che vengono da noi e partecipano ai nostri incontri spinte da questo bisogno, da questa solitudine che altrimenti diventa un problema. Quindi la concretezza è per noi una delle cose più importanti e la troviamo proprio nella forza delle persone, più ancora che nell'aspetto teorico dell'associazione o della filosofia su cui si basa. Allora, intanto la ringrazio per queste parole, Cecchetti, perché fa capire l'importanza di unire le forze come associazioni. Noi non riusciamo a fare questo e ad evitare anche certi morti delle volte che troviamo nelle case, questi anziani soli completamente, cognome, indirizzo, e lo trovo sconvolgente, perché c'è qualcuno che ha diviso, ha messo uno contro l'altro. Tanto è vero che continuano a cambiare anche i nomi del volontariato, ma rimaniamo sempre là, non si va da nessuna parte. Io mi sono molto arrabbiata la scorsa settimana, anzi ho mandato una mail alla Regione perché a un tavolo importante regionale, se avevi il numero 10 di persone potevi accedere, se avevi il numero 8 non potevi accedere. Allora io ho detto scusate, guardate il numero e la competenza delle persone che vorrebbero partecipare, perché se guardate il numero non ci siamo proprio, perché magari anche quel numero 3 potrebbe darvi là proprio per la competenza che sta dicendo anche lei e come ha spiegato benissimo la Presidente Bergo, potrebbe dare. Capite che non ci siamo proprio non ci siamo, però bisogna lottare, bisogna unirci, unire le forze, perché in politica contano i numeri, non c'è niente da fare. Tu se hai i numeri, abbiamo visto con gli agricoltori che hanno fatto marcia indietro quando tutti quanti sono scesi, loro sono scesi in politica e hanno detto guardate che ci siamo anche noi. Allora ho detto sì, forse bisogna rivedere quello che abbiamo deciso, perciò l'unione fa la forza. Quello che chiederei anche a Claudio De Marco, Presidente, ecco questa solitudine, non avere un centesimo per andare a fare la spesa, non avere nessuno che ti ascolta, e cosa fai? Ti chiudi in casa e magari l'alcol diventa il tuo amico, oppure la droga che trovi, perché il nemico è dietro l'angolo, che aspetta la fragilità, non è che si deve fare chissà chilometri per trovare il nemico che ti aspetta. Ecco, cosa dice? Mangiare sano, mangiare bene, certo dammi i soldi tu, visto che un litro di olio extravergine di oliva costa 15 euro, oppure fare la spesa con 50 euro non riesci a portare niente, parliamo di persone che non hanno un centesimo e delle bollette non ne parliamo. Prego Presidente. Buongiorno Mirella, buongiorno anche agli altri ospiti e a tutti gli ascoltatori. Ma questa questione, prima di entrare nel merito insomma, delle bollette, che è più il mio argomento, ma in realtà questa questione della solitudine, soprattutto delle fasce più fragili, è una cosa che vediamo purtroppo sempre di più anche noi allo sportello. E c'è una difficoltà anche nostra come associazione poi di assistere queste persone, soprattutto anziani soli,
che magari non hanno più purtroppo nemmeno la lucidità mentale necessaria per affrontare una serie di problematiche. E io ho visto insomma negli ultimi 2-3 anni che se prima era un caso raro che ci capitasse la persona sola senza alcun tipo di aiuto familiare o quant'altro, adesso invece è sempre più diffusa. E c'è un problema quindi non solo economico a far fronte a questo nuovo mercato dell'energia, come ricordavi prima tu, che sta portando, devo dire, da gennaio insomma è partito per il gas, a luglio vedremo per la luce elettrica, ma come temevamo ha portato molti più problemi che non benefici, soprattutto appunto per le persone più fragili. Le aziende si stanno comportando tendenzialmente male, sono state anche multate a dicembre dall'antitrust proprio per comportamenti commerciali scorretti, ma come purtroppo abbiamo già avuto modo di dire anche all'interno di questa trasmissione, le multe che vengono combinate insomma a questi grossi gruppi energetici sono una goccia nel mare. Ci sono operatori che sono nati come funghi, parliamo di oltre 1000 operatori fra luce e gas, una totale inesistenza di regole e di tutela per i consumatori, e questo ha portato a una vera e propria giungla. Noi ogni giorno riceviamo decine di chiamate, richieste di aiuto proprio per contratti non richiesti, per fatture altissime, per cambiamenti delle condizioni economiche, soprattutto sul gas, mai comunicate ed applicate, con bollette di 1.600-2.000 euro e con prezzi triplicati sostanzialmente da un mese all'altro per una variazione unilaterale delle condizioni economiche. Quindi c'è sicuramente questo aspetto di difficoltà economico a cui però devo dire che purtroppo si aggiunge una solitudine generalizzata. Per questo è importante, e anche noi come associazione lo diciamo, la presenza sul territorio delle associazioni, quale sia il loro scopo insomma poi, perché purtroppo o per fortuna le persone che fanno volontariato rappresentano una ricchezza inestimabile per questo Paese, e sempre più però purtroppo, mi viene da dire questo sì, purtroppo si stanno sostituendo a servizi che andrebbero invece erogati dall'ente pubblico. Molto chiara, e ringrazio la Presidente Claudia De Marco per far capire che anche la bolletta può diventare solitudine. Il bicchiere di vino, cioè tutto può diventare solitudine, e noi siamo 7.500 associazioni di volontariato e non riusciamo a fare squadra perché qualcuno ci vuole divisi, perché dividi e ti impera, questa è la mia frase. Allora andiamo a vedere questo video di Paola Bergo che ha portato dell'associazione e poi commentiamo. Andiamo a vedere il video di Paola Bergo, associazione. Ciao Piero. Ciao Paola. Ascolta Piero, cosa dici se oggi ci facciamo una bella chiacchierata sulla nostra associazione? D'accordo, perché no? La prima cosa che direi è che ACAT Mestre è organizzata sul territorio della terraferma veneziana in club, e sono 6, 3 a Mestre, 1 a Zelarino, 1 a Marghera e l'ultimo aperto a Marcon. Ma cosa sono i club? I club sono gruppi di famiglie che si incontrano settimanalmente per condividere un percorso di sobrietà, in quanto c'è un legame critico con alcol, sostanze o gioco d'azzardo. E in questo ultimo periodo stiamo accogliendo anche persone che entrano in club perché sono sole oppure hanno un legame critico anche con il cibo. Il club è un luogo di ascolto e di condivisione in cui si lavora soprattutto sul presente e sulla prospettiva futura. In questo approccio è molto importante mettere al centro non il problema, ma la famiglia nella sua diversa articolazione.
le famiglie c'è il servitore insegnante. Il servitore insegnante ha un ruolo fondamentale, ha il ruolo di accogliere le nuove famiglie, di facilitare la comunicazione e di accompagnare le famiglie in un percorso di sobrietà, accompagnarle in un percorso verso uno stile di vita sobrio, sano e vincente. Concludiamo dicendo che ACAT-Mestre, l'acronimo significa Associazione Club Ecologici Territoriali, prende il suo fondamento scientifico dal lavoro dello psichiatra croato Vladimir Udolin. L'associazione, questo è importante sottolinearlo, si propone di lavorare per la promozione della salute insieme alla comunità in cui sono inseriti i club e cercando anche un lavoro di rete fatto assieme alle altre associazioni del territorio ed in collaborazione con le istituzioni sanitarie locali. In sostanza cercando di esercitare un ruolo non banale, importante, semplice ma significativo di cittadinanza attiva. Allora, Presidente Bergo, cittadinanza attiva, mi piace tantissimo, adesso si usa tanto la parola comunità, inclusività, non so, fino all'altro giorno perché non le abbiamo usate, non so, all'improvviso. Chissà perché in campagna elettorale, se voi avete osservato, arrivano tutte queste parole magiche, disabilità, che io odio perché li chiamo diversamente agili. Perché sono solo diversamente agili, a mio avviso, sì. Ecco, perché sono stanca di... Allora, prima li chiamavamo storpi, poi mongoloidi, poi handicappati, poi disabili, poi diversamente abili. Ma vogliamo chiamarli per nome e cognome queste persone con la loro diversità di muoversi, perché è quello che fanno, che sono fantastiche. Prego. Ma soprattutto direi il riconoscimento di persone, perché... dopo tutte queste etichette ci dimentichiamo sempre che c'è la persona dietro. No, la cittadinanza attiva è un concetto, uso un termine che ha usato lei prima, intrigante, perché come dire, ci chiama, ci interpella, ok? E ci chiede di essere attivi, svegli nel nostro territorio, nelle nostre comunità, perché c'è il ruolo dei servizi. Però i cittadini, e questo fa parte proprio del nostro metodo, devono essere protagonisti della loro vita, del loro cambiamento di vita. Perché noi non consideriamo il rapporto con l'alcol una malattia, perché una malattia è qualcosa che ti succede, ok? E deleghi, come dire, la guarigione a qualcun altro. Il lavoro che noi facciamo quotidianamente, settimanalmente nei nostri club e poi nel nostro territorio è di prendere in mano la propria vita, di riconoscere i comportamenti e di essere responsabili. Se divento responsabile, ok, sono protagonista del mio cambiamento. È, come dire, è un concetto nuovo che chiama ciascuno di noi ad essere responsabile, ma non solo della mia vita, perché le nostre vite sono tutte collegate. Siamo responsabili delle nostre vite, ma quello che genera il mio comportamento ha una ricaduta anche sugli altri. E questo, come dire, è un approccio ecologico-sociale, perché siamo tutti legati gli uni agli altri e tutti responsabili gli uni agli altri. E il concetto di cittadinanza attiva è proprio questo, essere attivo nella mia comunità, promuovere delle azioni e fare cultura, generare cultura. Noi pensiamo che questo sia molto importante. È altrettanto come dire, determinante lavorare con i servizi, okay, avere un buon rapporto, ma anche con le altre associazioni. Quando lei prima diceva bisogna fare squadra, okay, bisogna essere insieme perché si è più forti. Superare poi le barriere delle incomprensioni, delle liti, degli orientamenti. Intanto conoscerci e anche. Conoscerci. Infatti noi stiamo dedicando, quest'anno abbiamo dedicato veramente tantissimo, abbiamo investito tantissimo tempo sulla conoscenza e il lavoro di rete. Mi scusi? No, va benissimo, io ho invitato per parlare. Prego, prego. Aggiungere una cosa. Sempre guardi là, grazie. Chiedo scusa, anticipo la domanda, nel senso che mi piace inserirmi qui. Perché cittadinanza attiva appunto non deve essere una parola teorica,
tutto ciò che resta solo teorico per noi va superato, no? E allora quello che mi veniva in mente sentendo parlare Paola è che noi quando proviamo ad andare incontro alle comunità dove siamo inseriti, no? Noi ci incontriamo in dei posti e ogni tanto ci apriamo, organizziamo degli eventi, delle serate in cui ci presentiamo alla comunità. Il bello di questi momenti è che ci sono persone che hanno dietro le spalle delle storie molto delicate, molto complicate, molto difficili, ma che le portano agli altri, no? Quindi con una esposizione personale che è coraggiosa, incredibile, semplice con la S maiuscola, e che sono quelli i momenti in cui si arriva davvero alle persone che sono lì, che vengono a cercare di capire chi siamo e che quindi capiscono il perché esiste questo modo di trovarsi assieme e di associarsi. Quelli sono i momenti che rompono il vetro, perché si vede la persona nella sua piena realtà portarsi verso gli altri. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio di questo importante incontro che abbiamo fatto proprio domenica 17 all'ippodromo di Sant'Artemio, dove si parla di buona strada, di queste mamme che si sono rimboccate le maniche e cercano di dare un messaggio di un dolore condiviso, di parlare a altri genitori. Andiamo a vedere proprio questo servizio Vittime Strada. Eccola qua. Noi non abbiamo avuto giustizia, per niente. Davide è stato travolto da un poliziotto ubriaco e non ha fatto un giorno di carcere e non ne farà neanche uno. Sono qua per chiedere giustizia, quella giustizia che noi non abbiamo avuto. E forse la parola giustizia, quella più ricorrente e carica di significato nella serata voluta da Mirella Tuzzato all'ippodromo di Treviso, dove tante mamme hanno portato la loro esperienza. Storie di vite interrotte, di tanto troppo dolore per chi resta, ma anche la volontà di fare qualcosa, di smuovere le istituzioni. Che noi, penso che tutte noi associazioni dobbiamo incominciare a collaborare insieme. Non guardiamoci chi è la più brava, chi è la meno brava, chi è la protagonista, chi non è la protagonista. Siamo tutte vittime e per questo dobbiamo essere d'esempio ai nostri nuovi giovani, a chi si mette sulla strada, che l'unione fa la forza. Ma noi lottiamo perché altre famiglie non provino la stessa nota sofferenza. Romina Ceccato è la mamma di uno dei 4 angeli morti nel 2019 sulla Jesolana, e c'è anche Barbara, madre di Jessica Fragasso e zia di Sara Rizzotto, morti in A28 travolte dal SUV di un imprenditore bulgaro. Sono d'accordo anch'io che l'unione fa la forza. Lui è stato messo in galera, gli hanno dato 7 anni, sì, è vero, ma io sono convinta che lui non li farà tutti questi anni in galera, perché poi ci sono gli sconti di pena, perché è bravo, perché si comporta bene e lui ritornerà per le strade tranquillo, mentre io mia figlia e mia nipote non le rivedrò mai più. Che serva maggiore repressione, lo dice anche Antonio Fogliadelli, già procuratore a Treviso, che però mette in guardia da un rischio più generale. Il lunedì mattina, lo dicevo prima, quando apriamo il giornale, noi abbiamo un elenco delle vittime che è elevatissimo, ma purtroppo non parlo di coloro che hanno sofferto la tragedia, ma parlo di tutti quelli che sono spettatori, una sorta di assuefazione. Stiamo assistendo ad dei sacrifici umani offerti a questo altare che è non la macchina in sé, ma che questa incoscienza che occupa e che è diventata la vera tragedia. Quindi è su quello che dobbiamo soprattutto impegnarci. Perché qua non c'è l'alcol zero, Presidente Bergo, come c'è in altri stati? Quando guidi non bevi zero. Qui c'è il business regna sovrano, qui in Italia abbiamo il business, le lobby, abbiamo tutte queste che vincono sul debole, sulle fragilità, che riescono a dare loro il là. E questo è inammissibile a mio avviso. Prego, Presidente. No, è vero, ha toccato un tema che è caldissimo. L'alcol è a portata di tutti, di tutte le età tra l'altro, perché insomma c'è un divieto di vendere alcolici ai minori, però l'alcol è veramente, si trova dappertutto. E dicevamo prima, insomma, nella nostra città i negozi chiudono, perché purtroppo o la crisi o altre forme di commercio e aprono bar. E da una certa ora in poi sappiamo insomma che dal pomeriggio fino a sera
E poi succedono le tragedie che abbiamo visto. E poi succedono le tragedie. Con queste mamme, con questi genitori che non rivedranno più i loro figli, la giustizia che è cieca, non vede, perché un dolore così... Cioè, io ho sempre detto, Presidente Bergo, e qua lo dico anche a Claudia De Marco, che valore ha la vita umana per la giustizia, perché andiamo anche il fratello a un costo, un punto, e la sorella ne ha un altro, il figlio ne ha un altro, in base all'età. Ma vogliamo vedere e capire invece il dolore? Questi ragazzi non ritorneranno più. Io cito sempre quel papà dei familiari vittime della strada che ha detto: sono passati diversi anni eppure io tutti i giorni preparo il posto anche per mio figlio a tavola e spero sempre che quella porta si apra e di vederlo arrivare. Ecco, c'è questo dolore che non passa mai e c'è questo business che supera il dolore, perché ti permettono di bere, ti permettono di drogarti, ti permettono di fare qualsiasi cosa. Fai tu le regole quando esci di casa, tanto chi se ne frega. Ecco, De Marco, anche questa vendita di questi superalcolici, questi cocktail micidiali che costano 10 euro, 15 euro all'uno e poi devo pagarti anche il taxi per tornare a casa. Cioè, capite che c'è qualcosa che non torna? Cioè, anche voi che veramente state cercando di far capire invece le cose importanti che ci sono da combattere. Poi ci troviamo veramente a delle situazioni, no, il taxi te lo paghi perché non puoi correre in macchina, perché ti vieto. Invece non funziona così, ecco, si può bere a tutte le ore, si può fare qualsiasi cosa a tutte le ore. Prego, De Marco. Allora, sì, noi come associazione ad esempio abbiamo avviato ancora da qualche anno dei progetti relativi alla ludopatia, che è comunque un elemento correlato a quelli che stiamo trattando. Io credo però che al di là dell'applicazione della legge, della giurisprudenza, di questi aspetti legali, che pure sono ovviamente fondamentali perché sono quelli sui quali si può reggere una società, almeno una società civile per come la intendiamo noi, qui ritorna in modo forte quell'elemento che avete citato all'inizio, quello della cittadinanza attiva collegato all'elemento della consapevolezza e della responsabilità. Può sembrare strano, insomma, vista la tipologia di problematiche che affrontiamo noi come Federconsumatori o altre associazioni di consumatori, che è completamente diversa rispetto anche all'associazione che è ospite oggi con me. Però ci sono degli elementi comuni che credo siano chiari a chiunque operi in un'associazione, come dicevo prima il valore dei volontari, ma anche il tentativo che facciamo quotidianamente di tentare di non risolvere il problema, ma cercare di anticiparlo. E questo è possibile solo se noi, ciascuno per quanto di propria competenza ovviamente, riusciamo a rendere i cittadini non consumatori, ad esempio, ma c'è un termine nuovo inglese, di derivazione inglese, si chiama prosumer, quindi un atteggiamento attivo del consumatore, del cittadino, un atteggiamento consapevole, perché solo questo senso di consapevolezza e di responsabilità può aiutare non solo l'individuo, ma l'intera società civile a migliorare e a evitare che sia il problema del contratto non richiesto, della bolletta, piuttosto che una dipendenza o la poca responsabilità quando si monta in macchina, hanno tutti una radice comune. È questa mancanza di consapevolezza e di quello che le nostre azioni, delle ricadute che le nostre azioni possono avere verso di noi, verso le persone che ci sono vicine, ma soprattutto verso l'intera società. Secondo me solo se noi riusciamo a far fare alle persone nei vari settori questo salto riusciremo a ritrovarci fra 10-20 anni magari con una società migliore di quella che abbiamo adesso. Sono perfettamente d'accordo, anche perché io credo molto nei giovani, l'importante è coltivarli bene, perché se la pianta è un po' storta da piccola riesci a raddrizzarla, ma quando è adulta questa pianta fai una fatica enorme a raddrizzarla, ci vogliono anni e anni e la volontà poi della persona
ma con gli esempi che abbiamo non so se sono molto motivati a rimettersi in pista, purtroppo. Basta vedere anche i suicidi nei carceri, dappertutto. Ecco, in carcere ci sono persone che a mio avviso potrebbero essere riabilitate, sono quelle fuori che dovrebbero essere in carcere, che non riusciamo a capire come funziona sto meccanismo. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io ho ascoltato veramente con il cuore tutte le varie cose che hanno detto i tuoi ospiti, però posso dire una cosa: bisogna cambiare la legge, e se non si cambia la legge saremo ancora fra un anno, fra due a parlare di queste cose. Bisogna cambiare la legge, che ci siano pene più severe. Quando uno uccide perché è ubriaco, perché è drogato, per un perché, si deve togliere la patente, ma per un periodo molto prolungato, ed è obbligato a fare un percorso di rinascita, un percorso di responsabilità. Ma se le leggi non si muovono, Mirella, cioè stiamo a capo, cioè non si può che uccidi dei ragazzi, dei bambini perché in quella serata eri, cioè, però io vedo a Padova, la mia città, aprono un bar uno dietro l'altro, bar, fast food, è tutto un bar, cioè spariscono i negozi artigianali, i negozi vecchi di Padova perché gli affitti, tutto un insieme di fattori che non possono, il titolare dice non ce la faccio più, le tasse, e invece aprono bar. Io abito in centro, passo e il giorno prima è chiuso, il giorno dopo vedi qui si aprirà il bar, è tutto un bar, è sempre strapieno, magari il giorno feriale un po' meno, i studenti, però al sabato è una roba allucinante, Mirella. Allucinante. Grazie Sandra, devo correre stamattina, grazie alla riflessione, perché ho dei video importanti da farvi vedere. Andiamo a vedere, grazie veramente Sandra, il prossimo video che ha portato Paola Bergo, Paola Lanza. Andiamo a vedere. Ciao, mi chiamo Paola Lanza e abito a Marcon da sempre. Ho partecipato al corso di sensibilizzazione e all'approccio ecologico-sociale di Udolin a marzo a Forte Marghera, e da lì ho conosciuto ancora meglio, ancora più la filosofia dei club. E mia mamma mi dice sempre che una gioia condivisa è una doppia gioia e un dolore condiviso è un mezzo dolore. Credo che la filosofia del club sposi appieno queste parole. Ci sono moltissime persone che vivono in un mondo di sofferenza, di malessere, spesso date da disturbi comportamentali vari, spesso legate all'uso di sostanze, ma non solo, anche a tante altre problematiche. Il club ti dà uno spazio dove puoi sentirti accolto, non giudicato, e dove col conforto, col dialogo, col gruppo, con le altre persone puoi credere e vedere realmente che ci sono possibilità d'uscita, che non è tutto buio, che non sei solo e che ci possono essere momenti di miglioramento e che la situazione può andare sempre meglio e puoi stare bene, puoi vivere bene, e non è facile, ci vuole un percorso, ma il gruppo ti aiuta a fare questo percorso, ed è per questo che ho voluto aprire un club a Marcon, perché Marcon è piena di bellissime persone con tante risorse, ma che spesso vivono nell'isolamento, hanno paura, si vergognano, invece così possono sentirsi sostenute e possono vedere che si può stare meglio, e lo scopo è stare bene. Questo video sentirei anche cosa ne pensa Gianpietro Cecchetti, l'importanza, ecco, di fare comunità attiva. Queste mamme la stanno facendo perché stanno facendo veramente questo. Il problema è essere ascoltati dalle persone di dovere. Prego. Guardi, ieri sera proprio abbiamo partecipato ad un incontro con le associazioni del territorio mestrino, no? Nella municipalità di Mestre, ed è stato molto interessante, perché una volta in più tocchi con mano anche quanto c'è bisogno di conoscerci anche tra associazioni, c'è bisogno di mettersi insieme, di sapere che esistiamo.
rischi di conoscere l'esistenza di un'associazione che si occupa di situazioni simili alle nostre e che magari è a 2 chilometri da dove ti incontri tu e non la conosci, no? Questa è la realtà dei fatti, quindi l'importanza dell'associazionismo ma concretizzata nel quotidiano del conoscerci e dell'approfondire la situazione è fondamentale. Ma non solo, parlavo ieri con una persona che rappresentava Avis, no? E che mi ha detto una cosa molto semplice ma su cui non avevo mai riflettuto. Basterebbe che una persona normale tra virgolette nel senso di salute e di possibilità di farlo, donasse una volta all'anno e non ci sarebbe più bisogno di ricercare una cosa fondamentale come il sangue, no? E sono cose a cui non pensiamo, per dire quanto poco basta per essere concreti e per davvero svolgere un ruolo personale che rende possibile portare un tuo contributo a chi hai vicino senza tante parole elaborate, elevate o ricercate, no? Concretezza, ancora una volta. Cecchetti, le sembra che noi siamo cresciuti con questa cultura? Le sembra che questa donazione, dove dovrebbe essere fatta dalle scuole, ma dalle elementari, penso io, non serve farle dalle elementari, iniziare a capire cos'è la donazione, l'importanza del... No? L'educazione civica era addirittura stata tolta dalle scuole, dopo l'hanno rimessa perché forse hanno capito che era il meglio reinserirla, ma le sembra che adesso questi giovani e che abbiamo anche fatto dei passi in avanti, perché io ho le associazioni di l'Avis, l'AI, tantissime associazioni che ospito, perché ospito tutti, e dico si sono fatti dei passi avanti, ma perché ci sono anche dei giovani, perché ci sono dei familiari che fanno le donazioni e che dicono ai loro giovani, ma il resto è noia, il resto è vuoto, tu parli nelle scuole ma non li intrighi, devi portare fuori i ragazzi dalle scuole, vedere cos'è una donazione, l'ho detto anche ieri a 2 eccellenze che avevo di primari, portateli all'interno delle sale operatorie, degli ospedali, fateli toccare con mano, perché i giovani vogliono essere intrigati, sono stanchi della lezioncina in classe. Prima dicevo anche Iva Scremin, che lui ci crede tantissimo, ne hai 10 che ti ascoltano, ma gli altri 20 non ti seguono. Se invece li porti a toccare con mano quella che è la tua realtà, il volontariato, il dolore, la sofferenza, l'impegno, forse li intrighiamo. Non è possibile che abbiamo i volontari tutti dai 60 anni in su. Dappertutto, perché non li intrighiamo, li troviamo un po' nell'ambiente, li troviamo un po' con gli animali, perché sono sensibili, forse non l'abbiamo capito, ma tutto il resto per loro è noia perché non li abbiamo intrigati abbastanza. Io dico i centri estivi dovrebbero essere fatti dai ragazzi, i centri estivi non a pagamento. Chi vuole, quando è terminata la scuola, come si faceva una volta, è quello più grande che insegna a giocare al più piccolo, cioè non è che per carità ci vuole l'educatore, la sicurezza, perché per carità, però ma stiamo pagando i centri estivi, ma ci rendiamo conto e abbiamo i ragazzi che non fanno niente, che si drogano, si ubriacano, perché quali sono gli spazi? Sentiamo cosa dice Claudia De Marco. Ecco, intrigare di più anche i ragazzi, anche con le vostre associazioni, sono fondamentali, anche voi siete fondamentali, De Marco. Allora, c'è una difficoltà generalizzata a intercettare le fasce più giovanili e è proprio generalizzato. È vero che i volontari tendenzialmente hanno tutti più di 60 anni, insomma lo vedo anch'io in associazione, perché riescono a donare di più il proprio tempo libero. Però ci sono dei canali attraverso i quali i giovani si riescono ad avvicinarsi alle associazioni. Penso ad esempio ai progetti di alternanza scuola-lavoro, per cui anche noi ospitiamo magari alcuni ragazzi per un paio di settimane e possono toccare con mano, incontrare le persone che si rivolgono ai nostri sportelli, capire quali sono le problematiche. È sempre un elemento positivo sia per noi che li ospitiamo che per loro che partecipano. L'altro è il servizio civile, che è un altro elemento importantissimo che permette ai giovani di lavorare sostanzialmente e donare un anno della propria vita ad un'associazione o a un ente pubblico. E devo dire che anche dal punto di vista delle persone che si trovano di fronte a questi giovani,
c'è sempre una grandissima apertura e anche un elemento di positività, perché un altro dei problemi è proprio questo, questa cesura sempre più netta di divario generazionale, dovuto forse anche a questo sviluppo che c'è stato negli ultimi anni anche delle nuove tecnologie. L'altra questione su cui volevo riflettere brevemente è una parola che mi è rimasta impressa del video che avete appena mandato in onda, e la signora parlava di vergogna. E può sembrare strano, ma è una questione che anche questa vediamo anche noi, nel senso che a fronte di una problematica, di una truffa che si subisce per un contratto, per qualsiasi cosa, c'è un primo enorme sforzo fatto dalla persona di venire a denunciare quanto accaduto. E noi l'abbiamo visto per questioni magari più generalizzate che implicavano centinaia di persone lo stesso problema. Noi sappiamo che siamo solo la punta dell'iceberg. Se da noi vengono 100 persone, ce ne sono almeno altre 900, 1000 che anche per questioni di pudore, di vergogna, non rinunciano ad esercitare il proprio diritto. E questo è gravissimo. È gravissimo perché sembra che siano numeri residuali e invece magari la problematica è molto più diffusa di quanto appaia dalle persone che si attivano. Per questo dicevamo prima anche la responsabilità, la consapevolezza nell'esercitare anche i propri diritti. Perché quando noi rinunciamo ad esercitare un nostro diritto, alla fine andiamo a indebolire chi ci rappresenta, chi ci può aiutare, e quello stesso diritto viene indebolito. Per quanto riguarda i ragazzi, sì, c'è questa difficoltà, è sempre più diffusa, c'è un disagio che vediamo anche noi. Credo che una maggiore collaborazione anche fra associazioni, anche molto diverse, per ambiti di intervento, possa essere uno strumento di cambiamento. Noi ci proviamo appunto con le associazioni, abbracciano le associazioni, avete visto i risultati, guardate, non è facile per queste mamme con dolore infinito rimboccarsi le maniche e cercare di dare un contributo. Per questo dico che dobbiamo essere solidali con queste associazioni che cercano di fare questo. Allora andiamo a vedere invece la sensibilizzazione, questo video, questo corso di sensibilizzazione che ha portato Paola Bergo. Andiamo a vedere. Finalmente ci siamo. Conclusa con successo la raccolta fondi cofinanziata dal Comune di Venezia, ecco arrivato il momento tanto atteso. Il corso di sensibilizzazione organizzato da ACAT è ormai pronto. Dove si svolgerà il corso di sensibilizzazione? Saremo in un luogo particolare della nostra città di Mestre. Saremo cioè ospitati dalla Fondazione Forte Marghera. Il corso si svolgerà tra non molto, da lunedì 27 marzo fino a sabato 1 aprile, ed impegnerà le intere giornate. È prevista, per chi vorrà, la possibilità di pranzare in loco. Il corso è rivolto, per esempio, ai membri dei club territoriali, a genitori, educatori, insegnanti, alle persone che abbiano ruoli e impegni in ambiti sociali e civili, oppure a persone che appartengono ad associazioni culturali o ricreative, o ancora ai professionisti sociosanitari. Insomma, a tutti i cittadini che abbiano sensibilità per questo tipo di tematiche e abbiano voglia di approfondirle. Quali temi saranno trattati? Si parlerà delle problematiche legate all'alcol, al gioco d'azzardo, alla droga, di cosa si intenda per approccio ecologico-sociale, cioè il metodo elaborato dallo psichiatra croato Vladimir Udolin, che è un po' la filosofia su cui si basano i club. E appunto si farà esperienza diretta e si parlerà delle realtà dei club, nonché, elemento fondamentale, dell'importanza del fare rete.
giudicarlo. Allora andiamo a vedere anche questo video, Patrizia, perché è molto importante, andiamo a sentire. Ciao, mi chiamo Patrizia e sono il servitore insegnante del nuovo Club ACAT che sarà aperto dal 15 giugno a Trevignano presso la parrocchia di San Pietro, che ringraziamo molto. ACAT Mestre è attivo nel territorio del 94 con 5 club, ai quali ora si aggiunge il nuovo Club 111. Ai club partecipano persone e famiglie che si sostengono a vicenda cercando di affrontare assieme le difficoltà provocate da un legame critico con alcol, sostanze, azzardo. Ma il club è aperto anche a persone che cercano un luogo in cui poter condividere le proprie esperienze di vita, i propri momenti di disagio personale, anche non strettamente dovuti a legami critici. Condividere con altre persone disposte ad ascoltarci è il primo momento per acquisire consapevolezza e capacità di orientare in positivo la nostra vita. Le relazioni positive sono fondamentali per condividere un percorso di cambiamento capace di ricostruire rapporti, di trovare e consolidare affetti. Il ruolo del servitore insegnante è di accogliere e mettere a proprio agio i nuovi partecipanti, facilitare la comunicazione, creare empatia e favorire la solidarietà reciproca e con l'obiettivo di procedere anche al proprio cambiamento di maturazione personale. Partecipo ai club ormai da 7 anni ed ho colto l'occasione di approfondire le mie conoscenze durante la settimana di corso di sensibilizzazione con il metodo Duolino, organizzato da ACAT Mestre nello scorso mese di marzo in collaborazione con Pommetro Comune di Venezia tramite il programma crowdfunding. In questi anni, e grazie anche alla frequentazione del corso, ho percepito il mio cambiamento e arricchimento positivo di persona, che porto con me con piacere ed orgoglio. E per questo motivo mi sento di condividerlo e, se possibile, trasmetterlo ad altri, assumendo il ruolo di servitore insegnante in questo nuovo club che mi auguro sarà per tutti noi un luogo di serena condivisione alla ricerca del nostro benessere. Un grazie di cuore a tutti, vi aspetto per creare assieme qualcosa di bello. Ciao! Avete capito l'importanza della cittadinanza attiva? Se siete annoiate, non avete voglia di far niente, cercate di avvicinarvi a queste associazioni. Basta, non serve mica una giornata intera, qualche ora. Pensate ad andare a casa in maniera diversa, ecco, con qualcosa di più di esperienza. Allora, cosa diciamo, Presidente? Complimenti intanto per i video anche a Cecchetti, perché veramente sono proprio fatti bene. Prego. No, guarda, io sono cresciuta con i gruppi, sono cresciuta con il club e credo che nella mia vita se va come va, un grande merito ce l'ha veramente l'appartenenza al club, perché è una scuola di vita, è una scuola settimanale dove appunto ci si scambiano esperienze, si ascolta e si cresce e si fa un continuo confronto con la vita degli altri e la propria, mettendo un confronto che chiaramente è positivo, no? Mettendo a disposizione le proprie esperienze. Io però all'interno del club ho un ruolo diverso perché sono servitore insegnante che, come spiegava Patrizia nel video, è la figura che si mette proprio a disposizione, serve. Certo. Ecco. Però questa cosa che lei diceva di appartenere all'associazione, intanto è un senso proprio di appartenenza, ok? Ed è un lavoro che io faccio per me innanzitutto, ma per la mia comunità. Quindi e credo, come dire, che sia importante anche all'interno della propria famiglia, perché per esempio i miei figli, che sono grandi, sono fuori casa, mi dicono: mamma, quanto tempo, però in qualche modo, in qualche parte sentono che comunque è un servizio e io mi auguro, come dire, di tramandarlo, di poter passare un pochino, no? Questo testimone. Sì, quindi, come dire, l'importanza appunto di fare parte dell'associazione, di fare parte del club, però io credo, e il nostro formatore che è stato il dottor Pili, lui diceva: non importa quale associazione, l'importante è essere cittadini attivi. Certo. Andate dove volete, dove vi sentite che sia culturale, che sia nel sociale, ma fate parte. Un'altra cosa importante da dire è che in effetti, per suffragare quello che dice Paola Bergo,
è che i volontari, anche se hanno 90 anni, continuano a frequentare questa associazione perché fanno parte, stanno male se non vengono. Io ho volontari di una diversamente giovani, come li chiamo io, perché io li chiamo così, perché è vero quello che dico, io sono veramente molto più giovane di tanti giovani, che vengono anche con la febbre, dicono: ma dove vado? Io sto bene qua, ecco, un'oretta ma ce la faccio, capite? Perché loro si sentono accolti, ecco, questa è la parola secondo me, non giudicati, accolti. Ecco, questi percorsi anche rieducativi con questi ragazzi noi dobbiamo accogliere, non dobbiamo giudicarli. Nel momento che loro si sentono giudicati, li perdiamo, non vengono più, loro devono essere accolti. E questo è, secondo me, un motivo per cui in certe situazioni ci sono, perché là si sentono a proprio agio, non c'è niente da fare. Già sono chiusi a riccio e invece di accoglierli, giudichiamo, non ne andiamo più fuori. Andiamo a vedere invece adesso, per collegarmi anche a Claudia De Marco, questo che è un problema che abbiamo tutti, che è veramente un caso nazionale, direi, benzina e bollette. Andiamo a vedere questo caso. C'è stato un aumento di prezzi sul mercato mediterraneo, il tanto famoso Platz, che vale quel che vale ma non abbiamo altro, e quindi i prezzi alla pompa si sono adeguati. E potremmo dire che non si sono ancora adeguati al 100% perché, stando a quella che è la media di immagini delle compagnie petrolifere, mancano ancora 2 o 3 centesimi. E dunque un ulteriore aumento dei carburanti è atteso, anche se in un periodo dell'anno in cui è piuttosto inconsueto. Alla conta dei rincari che le famiglie venete e trevigiane si ritrovano ad affrontare si aggiunge quello della benzina. 1,72 € il gasolio al self-service al 1 gennaio, 1,77 € al 5 di febbraio. La benzina da 1,75 € a 1,81 €. Quanto al servito, da 1,83 € a 1,88 € per il gasolio e da 1,86 € a 1,92 € per la benzina, ma i prezzi in alcune pompe dimostrano come nelle ultime 2 settimane sia stata superata anche la soglia dei 2 €. Aumenti dietro ai quali non c'è una volontà dei gestori, sottolinea Parin. Quel gestore ha tutto l'interesse che il cliente torni da lui, quindi solo un pazzo andrebbe a lavorare sui prezzi fuori misura. Sulle bollette del gas impazzite invece interviene il presidente nazionale del Forum delle Famiglie, il trevigiano Adriano Bordignon. Sì, la fine del mercato tutelato ha messo in difficoltà un certo nucleo di famiglie, soprattutto famiglie che erano già fragili di per sé. Ne è servito a tutelarle uno strumento ritenuto ormai da revisionare come l'ISEE, insufficiente rispetto al caro vita, preferibile il fattore famiglia, il nuovo strumento per definire le condizioni economiche dei nuclei che anche in Veneto sta prendendo piede. Quelli che sono i costi obbligati, cioè i costi per il mutuo, per l'affitto, per le spese energetiche, per la salute, sono crescenti e vanno a consumare larga parte del reddito familiare. Esortiamo sempre più sindaci a orientarsi al fattore famiglia perché è una risposta che cerca in qualche modo di rendere meno grave questo squilibrio verso le famiglie. Allora, Presidente De Marco, quello che però traspare, almeno da quello che sento io, qualcuno dice ci sarà la fine del mondo. Sì, infatti c'è la fine del mondo ogni mese perché alla prima settimana non hanno più soldi, ma soprattutto questi rincari nell'assoluto silenzio, tu vai a fare benzina, gasolio, ti ritrovi i prezzi aumentati senza che nessuno abbia detto niente. Tutti passano il cerino perché non è colpa di nessuno, ma alla fine quello che paghiamo solo noi, ma soprattutto le fragilità, è là che colpiscono, che non riesco a capire. E giù con le fragilità e colpisci perché quello che ha 4-5 mila euro al mese ne frega degli aumenti, paga e via. Ma gli altri, che è la maggioranza della popolazione, i diversamente giovani, con pensioni da 500-600 euro, o operai con stipendi, che è la catena portante, l'operaio, tu fai a oggi un operaio, la spina dorsale del paese, ma ci rendiamo conto? Prego, Presidente, e poi chiudiamo perché ho forato come al solito. Allora, rapidissimamente, sulla questione dell'aumento dei prezzi, anche se il tasso di inflazione, insomma, rispetto a un anno fa è molto più basso, comunque viaggiamo a percentuali rilevanti e questo va a erodere ovviamente i redditi fissi sostanzialmente e impatta maggiormente sulle fasce più deboli da un punto di vista economico e sociale. E per quanto riguarda in particolare la questione dei bonus sociali su luce, gas, acqua, tra l'altro vorrei ricordare che non sono state rifinanziate le misure che prevedevano fino all'anno scorso un ISEE fino a 15.000 euro. Siamo ritornati ai vecchi 9.000 euro, come se poi 15.000 fossero tanti,
e quindi abbiamo ancora meno persone che potranno beneficiare appunto di questi sconti in bolletta. La fine del mercato tutelato, come dicevo all'inizio, dell'energia, sia per il gas e vedremo appunto dal 1° luglio anche per la luce elettrica, ha impattato in modo assolutamente negativo. Come immaginavamo non c'è stata sostanzialmente riduzione dei prezzi, perché noi viviamo in un mercato che non è libero ma malato, perché avere 1000 operatori significa incentivare la giungla, significa che senza regole il consumatore sarà sempre più debole e questo non va assolutamente bene, perché una corretta gestione del rapporto fra azienda e consumatore contribuisce proprio al benessere sociale, anche perché stante le cose come sono adesso sta diventando veramente insostenibile. La crisi dei mutui, dei tassi di interesse non si è ancora fermata, quindi abbiamo un altro elemento di crisi anche lì per le famiglie e quindi sarebbe davvero necessario effettuare finalmente una serie di provvedimenti, ma non spot. Servono dei provvedimenti strutturali di sostegno ai cittadini più deboli. Grazie Presidente, devo chiudere purtroppo perché non posso più continuare, ma la inviterò ancora. Grazie anche per quello che ha spiegato questa mattina Claudia De Marco, Presidente Federconsumatori di Treviso, di essere stata con noi. Allora Presidente Bergo, come ci saluta velocissima? Allora io vi saluto, mi porto a casa veramente una bella esperienza, mi è piaciuto molto quello che ha detto la Presidente De Marco. No, io lascerei la trasmissione con alcune parole: accoglienza, non giudizio, che sono propri del nostro sistema, e inviterei le persone a riflettere se è possibile divertirsi senza consumare alcol, trascorrere una serata con gli amici, andare fuori. È possibile questo? Non so. Cecchetti, velocissimo. Velocissimo anch'io. Sono importanti le parole. Si parlava di servitore insegnante, non è a caso che servitore è prima di insegnante, no? Quindi l'accoglienza, la facilitazione. Ma chi viene ai nostri club non viene perché c'è una persona che ha un legame critico e c'è quello che lo aiuta, c'è uno scambio che è quella la verità e l'essenza delle cose, per cui ciascuno porta a casa per se stesso un proprio percorso di cambiamento e di crescita che fa sentire tutti allo stesso livello e tutti orientati a qualcosa di comune. Grazie, 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 grazie a questi ospiti bravissimi. Pubblicità. Allora, festa del papà, questa mattina ho aperto con questa bellissima lettera a mio figlio per far capire l'importanza di ascoltare questi genitori, questo papà che magari è solo oppure non ha la fortuna di avere delle persone vicine, perciò è molto importante, ricordatevi di andare a trovare i vostri genitori, il vostro papà. Ripeto, oggi è il 19 marzo, festa del papà, ricordatelo, basta una telefonata, un abbraccio più della telefonata a mio avviso, se siete vicini, se potete farlo. Ne parleremo questa mattina con Aurelio Cestari, è un residente ISRA Treviso, assieme a Giorgia De Zanetti che è un'educatrice ISRA. Grazie veramente di essere qui. Saluto anche, vediamo se è collegato, Massimo Brini, consigliere comunale di Gnano Sabbiadoro con delega al turismo. Eccolo qua. Buongiorno, buongiorno. Come sta Brini? Tutto bene? La vedo bello abbronzato. Ciao Mirella, buongiorno a te e tutti i telespettatori e grazie per esserti ricordata di noi papà. Sì, bisogna ricordarli veramente. Allora io inizierei proprio da questo ospite meraviglioso che è Aurelio Cestari. Allora Aurelio, lei vive in RSA, in questa residenza, perché si devono chiamare così, come si trova e oggi che festa sarà per lei, visto che è la festa del papà? Lei ha figli? Sì, ne ho due. Un maschio e una femmina e di conseguenza sono felice di sentirli perché si fanno vivi e dicono perché sono molto impegnati con il suo lavoro e di conseguenza non è che si sia sempre attaccati da una parte o l'altra, però
loro in qualche modo telefono, per fortuna tutta questa possibilità di sentirsi, li sento volentieri tutti quanti. Ecco, qua volevo sentire, Aurelio, quanto importante è sentire questo ragazzo al telefono, perché è così ormai quasi sempre, però che si ricorda di avere un genitore, di avere un padre. Ad esempio lei mi ha detto questa mattina, mi ha telefonato mia figlia. Sì, mia figlia è sempre presente, io non so con tutto il suo lavoro e tutto il suo modo di poter essere presente in impegni che ha, dico, ma come hai fatto a ricordarti di tutte queste cose? Non si dimentica mai, non so come fa, lei ha tutto quanto. E allora sono contento anche perché tutti e quattro, diciamo, 2 da una parte e 2 dall'altra, sono presenti. E quelli più piccoli, diciamo, che sono ancora a scuola, però loro vengono ogni mercoledì e vogliono venire a mangiare la pizza con i nonni. Che bello! E io ho detto, guarda, non uscire, dimenticarti. Sono i nipoti questi? Nipoti. Quanti anni hanno, Aurelio? Una 18 e quell'altro 16. Allora, adesso vorrei chiedere all'educatrice quanto importante, Giorgia, è per questi genitori, per queste fragilità, come le chiamo io, perché a una certa età si diventa fragili, basta un abbraccio, un ascolto, una telefonata per far sì che la giornata sia diversa, sentire che ci sei per questi figli. Com'è la situazione? È molto importante, insomma, il rapporto cioè mantenere vivo il rapporto tra genitori e figli è una cosa, insomma, su cui noi cerchiamo di lavorare molto, che cerchiamo di valorizzare, perché è proprio come un raggio di sole, insomma, nelle giornate degli anziani, poter vedere e sentire i propri figli. Sì. Un raggio di sole, allora Brini, che raggio di sole ci sarà quest'estate? Questo sole questa mattina qua era, mamma mia, ma era autunno pesto, bruttissimo. A Lignano com'è la situazione? Allora, stamattina noi abbiamo un sole bellissimo e quindi direi che è buona, ma penso forse che sia venuto anche da voi. Ma si prevede una grandissima stagione, perché abbiamo già iniziato molto bene con la festa delle capre, dove il primo weekend non è stato male, il secondo purtroppo fu un'estate un po' dalla pioggia e avevamo anche la festa del cioccolato, ma ad esempio ieri l'altro abbiamo ripreso un'antica tradizione che era quella del carnevale e l'abbiamo ripristinata e avevamo dei dati che ci sono arrivati, circa 41.000 persone a Lignano. Quindi abbiamo anche il Bossò naturalmente, che ci sarà anche la prossima settimana, per cui si prevede una grandissima stagione, anche perché il calendario delle manifestazioni e degli eventi è fittissimo, per cui ci sarà sempre qualcosa da fare. Cos'è la richiesta? Allora, più albergo, più appartamento, spiaggia libera, spiaggia con determinati servizi. Voi avete questa spiaggia meravigliosa anche per l'amico dell'uomo che è il cane, ecco, avete una spiaggia fantastica, bisogna dirlo perché è la verità, perché c'è questa sensibilità, anche se delle volte bisogna essere anche un po' più accorti di non credere sempre che il cane ha voglia di fare quello che hai voglia tu, ma di stare tutto il giorno in spiaggia, ma non importa. Prego, cosa ci racconta Brini? Che richieste ci sono? Allora, le richieste quest'anno sono partite molto in anticipo, le richieste di affitto degli appartamenti, tant'è che anche dal confronto con dei colleghi che fanno lavoro di affittanza dicono che siamo di circa 40 giorni in anticipo rispetto alle prenotazioni degli anni precedenti. In anticipo sono anche gli alberghi, per cui la voglia di vacanza veramente è sentitissima dal turista e probabilmente questo è favorito anche dal fatto che è tornata a calare un po' la voglia di volare, di andare all'estero per tutto quello che purtroppo si vede in giro e quindi le nostre località ne risentono favorevolmente.
I prezzi come saranno? Perché veramente c'è anche la volontà, mi sembra, da parte di tutti gli operatori anche di cercare di venire incontro a queste famiglie che hanno diritto di staccare la spina. Ecco, qualcuno dice che è troppo caro, l'ombrellone è carissimo, tu trova tutto troppo caro. Lei cosa dice? Come sarà il 2024 per queste persone che avranno la fortuna di andare in vacanza? Lignano Sabbiadoro come ombrelloni è tra le spiagge meno care di quelle che ci sono nel nord-est, ma per non parlare poi della parte di costa del Tirreno, dove sono molto più cari, ed abbiamo anche la tassa di soggiorno più bassa, questo in assoluto di tutti. Per cui credo che venire a Lignano Sabbiadoro e dire che è cara, è un luogo comune, ma non è più vero, anche perché abbiamo cercato di dare tutta una serie di servizi in più e diminuendo, ottenendo i fermi prezzi. Gli ombrelloni sono aumentati di pochissimo, la ristorazione è aumentata un po' di più, ma questo in generale. Recentemente sono andato in Sicilia, ho visto che anche lì, rispetto agli anni precedenti, abbiamo avuto un aumento, ma questo dovuto al costo delle materie prime, un po' agli aumenti degli stipendi e di conseguenza tutto viene inflazionato. Allora adesso sentiamo con Aurelio e anche dall'educatrice l'importanza anche di portare questi diversamente giovani a staccare la spina, a fare queste villeggiature che voi fate, poi oltretutto ecco, è bello andare, cioè cercare di staccare la spina, andare a vedere il mare, la montagna, le colline. Cosa ci dice Aurelio? È bello anche uscire assieme in compagnia, specialmente nel primavera, nei periodi proprio belli? Ma certo, uscire è sempre molto, molto bello, anche perché io ho fatto un'attività sportiva e di conseguenza... Cosa faceva Aurelio? Io ho corso in bicicletta. Io ho corso 20 anni, mica uno. Avete capito? Io sono olimpionico anche. Anche? Sì. In Australia. Chi è questa mattina? Chi è Aurelio? Pensate chi è Aurelio? Un olimpionico? Olimpionico, mica da un giorno, 20 anni, ho fatto 6 giri d'Italia, 3 di Francia, ne ho fatti da Varsavia, Berlino, Praga. È un onore averla ospite questa mattina. Sentito Brini che ospiti importanti abbiamo? Beh, insomma. Perché quest'anno a Lignano la bicicletta, la parada padrone, a fine settembre abbiamo organizzato una 10 giorni, adesso guardiamo se una settimana o 10 giorni, proprio per cercare di favorire al massimo l'uso della bicicletta e diminuire il più possibile l'uso dei veicoli a motore. E quindi vedere gente che è andata in bicicletta per tantissimi anni ed è uno degli sport secondo me più durissimi, quello del ciclista, io credo che sia un buon futuro per le nostre località e bisognerebbe cercare, mi ricollego agli interventi di prima, di coinvolgere sempre di più i giovani in queste attività sportive, perché così li teniamo lontani da tutte quelle altre cose di cui Sono perfettamente d'accordo Brini con quello che sta dicendo, veramente d'accordissimo in pieno, e questo forse che cercheremo di fare anche noi, anzi ho anche un'iniziativa che poi ne parlerò con lei, la chiamerò dopo la trasmissione nel pomeriggio perché mi interessa molto questa cosa. Le associazioni abbracciano le associazioni tutte senza nessuna discriminazione, però Aurelio la mia domanda è questa: come vedi i giovani Aurelio, lei quando esce oppure anche quando qualcuno arriva in queste RSA, perché secondo me dovrebbe arrivarne di più, ma arrivano anche queste scuole, ecco, come partecipate voi? Cosa dice dei giovani di adesso? Beh, io dico che i giovani sono più presenti di ancora una volta, perché una volta non avevano la possibilità della bicicletta bella o della possibilità di qualcuno che gli permetteva di andare perché dovevi fare altre cose, perché dovevi andare a lavorare, perché eri giovane, pertanto
Il mondo adesso è cambiato, vedere certe attrezzature come le biciclette che ci sono adesso sono dei gioielli, uno che si mette sopra, io per la mia conoscenza eccetera mi viene già il brivido, perché dico ma guarda che attrezzo che mi mettono nelle mani, mi viene quasi voglia di andare, anche a 90 anni mi avrei voglia di andare. Così abbiamo sentito anche l'età di Aurelio, io non gliel'avevo ancora chiesta, così l'ha detta, ma guardate che giovanotto che è, se non ho ragione io di chiamarli diversamente giovani. Guardate Aurelio, a 90 anni quasi quasi un giretto in bicicletta me lo farei ancora, magari in una zona anche bella come sta raccontando Massimo Brini, in questa località fantastica che è Lignano. Lignano là è sempre una bella realtà, zona, è vero, forse non ci rendiamo conto. Brini, forse qualcuno l'ha capito che si è stancato di prendere aerei e forse ha capito che forse con poca distanza arriva su delle località meravigliose. Però la mia domanda è anche a questa accompagnatrice, a questa educatrice: com'è la situazione dei diversamente giovani? Io ricevo molte telefonate, purtroppo, e qua lo devo dire Giorgia, di persone che hanno ancora paura della residenza per anziani, preferiscono stare a casa, oppure ancora qualche familiare che dice no ma sta bene a casa. Invece abbiamo il problema della solitudine, sì sono a casa ma sono da sola, e questa solitudine, abbiamo sentito anche prima una telefonata, fa veramente riflettere che forse dobbiamo cercare di avvicinarli di più anche a queste residenze, farli visitare di più anche delle gite, dei tour, per far capire che non tutte le residenze sono così malvagie come si pensa, perché basta un brutto esempio per far crollare tutto quel bellissimo invece castello veramente bello che è stato messo in piedi. Prego Giorgia. Sì, diciamo che c'è forse un po' questa paura sia dall'anziano anche dal familiare. Noi come ISRA siamo una residenza aperta e Aurelio può insomma confermarlo, sia come visite, insomma non ci sono orari di visite, quindi il familiare è sempre ben accetto. Possono uscire, chi vuole uscire, che è in grado di uscire può uscire. Chi vuole organizzarsi una vacanza, una giornata di ferie può benissimo andare in autonomia, ma anche tra vari residenti ci si può organizzare, andare a fare qualche uscita in compagnia. Una bella gita in compagnia. Esatto. Aurelio, allora com'è la situazione di queste residenze? Come le trova lei che ci vive? Cosa direbbe a quegli anziani soli che dicono sono solo a casa, aiutatemi? Cosa vorrebbe dire Aurelio? Ma anche perché è proprio la mentalità che si portano dietro, dire e allora hanno paura di tante situazioni, e allora cosa vuole? Non si muovono, attenzione, non andare per terra perché devi camminare, devi fare, tante volte non è sempre facile, perché anch'io mi prendo il bastone, certo. Non mi vergogno mica perché certo. Devo camminare. È un attrezzo utile, diciamo. Io ho fatto anche domenica questa e sabato ho fatto la presenza di una grande corsa, eccetera. La popolarissima che abbiamo avuto qua a Treviso. Sì, abbiamo avuto. Certo. È una cosa che poi ho visto tanta possibilità di vedere, di incontrare tanti amici che di una certa età, perché della mia età ce ne sono ancora, non mica che noi siamo spariti subito, siamo ancora qua, e allora vediamo volentieri. Caro Aurelio, guardate che siamo ancora qua, come dice Mirella. Io ce l'ho a morte Aurelio, te lo dico. Quando vedo queste delle volte residenze mezzo i campi, bravo. Guarda, è una cosa che mi viene una rabbia. Ma volete capire che una volta queste residenze che le abbiamo erano nel cuore della città, dove c'è il mercato, ci sono questi locali che possono visitare quando escono, possono partecipare, fare comunità, cittadinanza attiva. Brini cosa dice? Perché veramente portiamo anche l'ISRA a Lignano? Sì. Guarda, io sono rimasto stupito nel sapere l'età che ha Aurelio, perché gli davo 75 anni vedendolo. Visto Aurelio, 75 Brini. Complimenti veramente. Ma stiamo pensando a una casa di accoglienza per anziani
tra le varie cose di cui stiamo parlando in amministrazione, e di farla vicino alla pineta di Riviera Nord, ma ne stiamo solo parlando, per cui è solo... Ma visto le liste d'attesa che ci sono, è meglio che la fate, questo glielo dico io, meglio che accelerate a mio avviso, prego. Per poterlo, abbiamo visto in quella zona lì, proprio per poter poi far sì che queste persone, diversamente giovani, non parlerei proprio di anziani, e vadano in giro per la pineta, che poi arriva sulla spiaggia, che insomma si trovino da una parte a contatto con la natura, e secondo me a contatto con la natura stai, e più aumenta l'aspettativa di vita, e quindi venite a Lignano, venite veramente, ma anche in altre località dove c'hanno boschi, pinete, eccetera eccetera, perché si respira aria buona, ma secondo me diamo loro la possibilità di occuparsi anche delle altre persone, quelle che hanno delle abilità magari perse con gli anni, e quindi io credo che anche aiutare i propri colleghi dia un'aspettativa di vita migliore. Allora andiamo a vedere anche col nostro TG Udine, perché siamo arrivati anche a Udine con le nostre emittenti Commedia Nord-Est, andiamo a vedere questi servizi, andiamo a vedere. D'inverno poche migliaia di abitanti, d'estate prese d'assalto da milioni di turisti, ma organici, procedure e servizi dei comuni balneari rimangono inalterati, con il risultato di enormi difficoltà di gestione e il rischio di non fornire un servizio adeguato sia ai residenti che ai vacanzieri. Si è discusso di questo a Lignano, dove in via eccezionale si è riunita la seconda commissione regionale, allargata alla partecipazione di alcuni sindaci del G20 delle spiagge. È un'opera di sensibilizzazione nei confronti di ciò che il G20 Spiagge sta portando avanti a livello governativo, e quindi il raggiungimento dello status di comunità marine. La richiesta dei comuni, che si sono autodefiniti fisarmonica, è di spingere per la creazione giuridica delle comunità marine, in modo da ottimizzare e accorpare alcune funzioni e rendere più agevoli procedure e gestione del territorio. È necessario, credo, uno status dedicato, specifico proprio a questi comuni d'inverno, piccole città o paesi, per poi esplodere d'estate, ed è evidente che questo disallineamento crea problemi non solo finanziari ma anche di produzione di servizi. Il tema della sicurezza, il tema dei rifiuti, il tema della sanità, tutta una serie di altri temi che ovviamente sono fondamentali perché gli ospiti stiano bene, ma soprattutto perché i nostri residenti stiano bene, perché abbiamo bisogno di comunità che diano risposte. Presente all'incontro l'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha garantito il massimo impegno della Regione per il riconoscimento delle città balneari e delle comunità marine. Dal 2018 questo raggruppamento di comuni sta facendo un lavoro eccellente di sistema, utile anche poi alle regioni al fine di poter garantire un'offerta turistica sempre più di qualità. La quinta edizione di FVG Pride si terrà a Lignano il 31 di agosto. L'annuncio è di quelli importanti per il significato che la manifestazione rappresenta per le comunità queer e il gran numero di persone che muove. Peccato però che a Lignano Sabbiadoro nessuno sia stato interpellato, come si è affrettata a chiarire l'amministrazione comunale guidata da Laura Giorgi in una nota ufficiale. Non comincia dunque nel migliore dei modi il percorso degli organizzatori di FVG Pride, che hanno comunicato la nuova data e il luogo della marcia in una conferenza stampa convocata a Pordenone. Un passo forse azzardato, a giudicare dalla reazione immediata e un tantino stizzita dalle stanze del municipio, dove la notizia è arrivata improvvisa e inaspettata. Questa mattina l'associazione ha spiegato la scelta, inquadrandola in ottica di capillarità, per dare voce alle persone che vivono un territorio molto frequentato in parte dell'anno, ma che è periferico rispetto agli altri capoluoghi che hanno già ospitato l'evento. La presidente di FVG Pride, Alice Chiarottini, sottolinea che a differenza del passato, l'edizione si tiene a solo un anno dalla precedente, anziché 2, perché oltre a resistere c'è bisogno di avanzare nella conquista dei diritti. Ma intanto bisognerà parlarne anche con l'amministrazione comunale. Allora Brini, come commentiamo questi servizi importanti? Avete visto l'importanza anche di aprire, di avere delle mentalità aperte, di accogliere. Prego Brini. Ma per quanto riguarda la convocazione della seconda commissione regionale, è stata una richiesta accolta favorevolmente dall'assessore Bini e dal presidente della commissione.
perché avevamo proprio la necessità di spiegare anche agli organi superiori dei comuni, quindi alle regioni, tutte le difficoltà che i comuni hanno nel riuscire a dare i servizi necessari a fronte di risorse che vengono date per il numero degli abitanti che i comuni hanno. Quindi Lignano Sabbiadoro prende fondi come un comune da 7.000 abitanti, mentre in stagione arriviamo anche a 200.000 abitanti. E noi abbiamo una media di quasi 46.000, anche se arriva appunto di 50.000 di media giornaliere all'anno. Quindi numeri importanti. Non sono quelle che in realtà servono a un comune come il nostro. Per quanto riguarda l'altra indicazione per l'FVG Pride, la cosa non è che eravamo stizziti, ma venire a saperlo dai giornali e dalle telefonate che si sarebbe svolto a Lignano questa sfilata, ci ha lasciato ci ha preso di sorpresa, anche perché chiunque viene a Lignano per organizzare qualcosa viene in comune, si presenta la richiesta, si fa la richiesta di una giornata per capire se ci sono o meno altre manifestazioni, dopodiché noi non neghiamo il fatto che la manifestazione possa essere svolta. Diciamo che è inusuale il modo di presentare la manifestazione. Corretto, perché bisogna fare i passi giusti, anche i passi burocratici che non sono così semplici. Ormai siamo in chiusura. E quello che volevo però, Aurelio, che lei facesse, visto che abbiamo tante persone che ci stanno guardando anche nelle RSA, ecco, gli auguri a tutti i papà, perché oggi è la festa del papà, 19 marzo, a quei papà magari che sono a casa da soli, che non hanno la fortuna magari di avere anche educatrici, educatori come ci sono anche nelle RSA. Come li vuole salutare, Aurelio, questi papà che ci stanno guardando? Prego, Aurelio. Sì, a me fa piacere, perché molto spesso gli uomini sono un po' più difficili ad entrare, non so, su certe cose, fanno anche un senso di essere messi da parte, di conseguenza non hanno coraggio e allora il tempo diventa difficile. Comunque ho piacere di poter avere queste persone. Io vado fuori spesso dall'ambiente, diciamo così, come che ho detto, che ho visto le corse che è stato fatto questi 2 giorni, perché anche là tante persone di una certa età, e dicevo, ma no, siete risuscitati da dove siete venite fuori. La popolarissima serve anche a questo. Allora io ringrazio tantissimo, perché devo chiudere. Ringrazio Aurelio Cestari, residente ISRA Treviso, Giorgia De Zanetti, educatrice ISRA Treviso. Ringrazio e saluto Massimo Brini, consigliere comunale Lignano Sabbiadoro con delega al turismo, di essere stati con noi. Velocissimo, Brini, auguri a tutti i papà. Sì, auguri a tutti, ma volevo anche augurare una buona Pasqua, perché non credo che con i tuoi telespettatori ci sentiremo prima, e vi aspettiamo a Lignano, perché ormai abbiamo quasi tutto aperto. Grazie, grazie veramente. Adesso uomini, mettete i fornelli, oggi è la vostra festa, preparate i pranzetti alle vostre mogli, alle vostre compagne, andiamo a vedere la proposta di Mirella. Melanzane all'uso di Fiesole. Questo piatto risale al 406 d.C., anche se leggermente diverso. Si preparò dopo la battaglia di Fiesole per festeggiare la fine dell'invasione degli Ostrogoti. Ingredienti per 4 persone: 2 melanzane, 200 g di carne macinata, olio, burro, farina, parmigiano, sale, noce moscata, 2 uova, un cucchiaio di panna per cucina. Tagliate le melanzane nel senso della lunghezza
a fette piuttosto sottili. Passatele nella farina. Sbattete in una terrina le uova. Diluite con il cucchiaio di panna e condite con un pizzico di sale e un non nulla di noce moscata. Ungete di burro una teglia da forno. Cuocete la carne macinata in una padellina con una noce di burro e un pizzico di sale. Friggete le melanzane in abbondante olio bollente. Mettetele a sgocciolare su un foglio di carta da cucina. Nella teglia precedentemente imburrata ponete uno strato di melanzane. Ricoprite di parmigiano grattugiato e sul parmigiano fate uno strato di carne tritata. Mettete sulla carne le rimanenti fette di melanzane . Versate quindi il composto di uova sulle melanzane. E ancora parmigiano grattugiato. E così via fino a riempire la teglia e chiudete con il parmigiano grattugiato. Passate la teglia in forno a 150 gradi e quando il timballo si sarà rassodato, sfornatelo e servite. E buon appetito!